Non è un match point, ma insistendo sulla metafora tennistica, è lecito sostenere che per l'Inter si inizia a servire per il match. Dopo il pari della Juve con il Chievo, l'Inter stasera può allungare. Udine, Stadio Friuli, una buona serata, un buon tardo pomeriggio da Maurizio Compagnoni. Antonio Di Gennaro. Udinese-Inter, il primo dei due posticipi alle 21, Milan-Lecce. Vediamo subito le formazioni, partendo dall'Inter. I dubbi di Mourinho, non c'è Maicon, gioca Santon a destra, si rivede Maxwell terzino sinistro, settima partita consecutiva da titolare per Balotelli in attacco. La formazione dell'Udinese, le assenze sono pesanti, fuori Andanovic, Domizzi, Di Natale, Sanchez, Coda, Ferronetti, Lukovic e Tissone. Isla arretra sulla linea dei difensori a fare il terzino destro e davanti c'è il tridente formato da Pepe, Quagliarella, Floro, Flores, mancano Sanchez e Di Natale, ma in attacco Marino ha davvero abbondanza. Le squadre stanno per entrare, prima il super spot e poi la diretta di Udinese Inter. Non è un match point, si diceva questo per l'Inter, ma davvero dopo il pari con il Chievo della Juventus per Mourinho gli orizzonti si allargano ulteriormente. Le squadre in campo al Friuli, dove è piovuto abbondantemente prima dell'inizio della partita, ma il terreno di gioco sembra tenere bene, ma io per le ultime andrei dei nostri Paolo Assogna e Andrea Paventi che sono a bordo campo. Paolo. Beh, c'è un clima rilassato nell'ambiente udinese, c'è attesa soprattutto per la trasferta di Brema, ma è chiaro che stasera gli uomini di Marino proveranno a infastidire l'Inter. Grande concentrazione comunque degli 11 dell'Udinese. Mourinho si è accomodato con largo anticipo come spesso fa in panchina, eccolo qui, le nostre immagini lo documentano molto rilassato. È chiaro che la notizia del pari della Juve è stata accolta con grande, non dico entusiasmo, ma insomma è chiaro, con grande favore. Che sensazione si vive all'interno dello spogliatoio dell'Inter, Andrea Paventi? No, lo spogliatoio è assolutamente molto tranquillo, Maurizio, insomma lo vediamo anche dei giocatori che vengono in panchina, anche quelli che non vengono utilizzati spessissimo, ad esempio le due punte Cruz e Crespo, o Binna che è stato nel riscaldamento dell'Inter a guardarlo praticamente dalla panchina prima di andare in tribuna, però l'atteggiamento della squadra tranquilla, rilassata, conscia della propria forza e conscia del fatto che in caso di vittoria stasera potrebbe fare, lo abbiamo detto altre volte, ma stasera ancora più di altre vale il discorso, potrebbe fare l'allungo decisivo in classifica. Ecco, in questo caso, chiedo a Antonio Di Gennaro, quale può essere l'atteggiamento dell'Inter quando arriva una notizia come quella del pomeriggio, forse in attesa, per quanto il Chievo è una delle squadre più in forma del nostro campionato, la consapevolezza che nel caso di vittoria i giochi sarebbero quasi chiusi, oppure un calo di tensione come dire beh il pari va bene lo stesso, però insomma la Juve resterebbe lì sempre con la possibilità di accorciare nello scontro diretto? Credo la prima ipotesi, perché vincendo stasera potrebbe dare veramente un cazzotto finale, come si suol dire, al campionato, però incontra una squadra molto difficile, molto organizzata, però credo che l'Inter non possa giocare per il pareggio, non ha neanche le caratteristiche, deve imporre il suo gioco e fuori casa a volte l'ha fatto, avendo poi uno davanti come Ibrahimovic che a volte e spesso ha fatto la differenza. Ibrahimovic 19 gol in questa stagione, Floro Flores che guiderà con Quagliarella e Pepe l'attacco dell'Udinese, ne ha realizzati 3. Questa è la panchina dell'Inter, panchina importante con Toldo, Samuel, Materazzi, Vira, Figo, Cruz e Crespo. I precedenti tra le due formazioni Udine sono 35, 9 vittorie dell'Udinese, 14 pareggi, 12 vittorie dell'Inter negli ultimi 5 precedenti, una vittoria dell'Inter e 4 pareggi. L'arbitro di questa sfida è Luca Banti della prima giornata internazionale, 13ª stagionale, ha il rigore difficile in 12 partite quest'anno, un solo rigore concesso. Sarà dell'Inter il calcio d'inizio in questo primo tempo, mentre le nostre telecamere vanno nei dintorni di Pasquale Marino, l'allenatore dell'Udinese, l'Udinese che ha avuto una partenza straordinaria, poi un calo coinciso proprio con la sconfitta all'andata con l'Inter, l'Udinese che ha avuto un rilancio proprio poco prima della ripresa delle coppe, l'Udinese che nella settimana giocherà contro il Werder e nei quarti di finale di Coppa UEFA, è l'unica nostra rappresentante ancora in corsa nelle coppe europee. L'Udinese, il calcio d'inizio sulla pallone Floro, Flores e Quagliarella. Udinese contro Inter, il primo dei due posticipi a chiusura del programma della 30ª di campionato. L'Udinese gioca in questo primo tempo da sinistra verso destra, l'Inter può mettere, non dico la parola fine, ma quasi al campionato, se vince va più 9. Con le mani Pasquali, la pallone per Asamoah, il controllo maldestro di Asamoah, rubato palla Stankovic, in verticale a cercare Ibrahimovic, il lancio trova in vantaggio i difensori dell'Udinese, poi Ibrahimovic va in pressione mettendo un po' in difficoltà Isla che se la cava con la collaborazione di Belardi che sostituisce Andanovic.
Sì, Isla non è un difensore vero, un centrocampista adattatosi qui sulla fascia destra, si è visto, ha fatto rimbalzare la palla, ha rischiato. Ibrahimovic può darsi che possa giocare su questa fascia, anche Balotelli che vada ad attaccare proprio questo difensore che, ripetiamo, è un po' adattato sull'out destro. In avvio Quagliarella centrale, Flores a sinistra, prova a partire Quagliarella, lo chiude Montari, uno degli ex di questa partita, il disimpegno di Maxwell con la collaborazione di Cambiasso. Posta Cambiasso, l'apertura a destra dove c'è Zanetti, va in sovrapposizione Santon, spinge Santon che per la prima volta in prima squadra gioca nel suo ruolo naturale, almeno quello che occupava nelle giovanili dell'Inter, quello di laterale destro. L'assenza di Mecon lo riporta a destra, fin qui Santon si è inventato con grandi risultati del laterale sinistro, è esordito con una grande prestazione anche con l'Under 21 di Casiraghi. Tanto Maurizio, si vede che Pepe in fase di non possesso si abbassa molto rispetto a Floro Flores che rimane magari più alto vicino a Quagliarella, che è la punta centrale. Si possono anche scambiare Quagliarella e Floro Flores come punta proprio per la ricerca della profondità. Recuperato il pallone Santon, l'ha affidato a Zanetti. Chivu torna a disposizione dopo il problema muscolare all'adduttore, lo aveva colpito il 24 febbraio, poi la ricaduta contro la Fiorentina a metà marzo. Si è arrabbiato molto il commissario tecnico della Romania Piturca, che ha avuto parole velenose nei confronti di Mourinho. Intanto Chivu ha buttato palla in fallo laterale, ma non c'era nessun giocatore che aveva bisogno di soccorsi, un malinteso con Isla che subito restituisce palla a Chivu. Cordoba, primi 2 minuti della partita, ritmo basso in avvio. Santon nel verticale a cercare Ibrahimovic, va a prendere posizione Balotelli, il colpo di testa di Zapata. Montari, Maxwell, imposta Stankovic, Zanetti, allarga per Santon, lo attacca al Floro Flores, gli ruba palla, l'errore di Santon, da via libera al contropiede dell'Udinese. Quagliarella prova ad arrivare in zona tiro, viene attaccato da Cambiasso, Cambiasso ringhia su Quagliarella che è costretto a scaricare su Asamoah. Palla dentro di Asamoah, una deviazione con il petto Floro Flores, attaccato da Cordoba, ancora Asamoah, resta in attacco l'Udinese, non c'è fuorigioco, cerca il guizzo Asamoah, il dribbling è secco su Santon, la cross, secondo palo, la chiusura in calcio d'angolo di Maxwell. Paradossalmente Santon riportato a destra, un po' in difficoltà in avvio. Palla sprecata, ma subito attacco della profondità anche dei centrocampisti. Lo fa molto bene Hille, ma lo fa anche Asamoah che cerca il cross sul secondo palo, ha coperto bene Maxwell su Pepe, una buonissima diagonale. Primo angolo della partita a favore dell'Udinese, lo batte D'Agostino. L'Udinese porta 6 giocatori all'interno dell'area di rigore, c'è Zapata sul secondo palo, Giulio Cesar con i pugni, l'anticipo di Asamoah, spazza senza Fronzoli Cambiasso, palla direttamente nel fallo laterale. Come li calcia D'Agostino, i calci piazzati, anche i calci d'angolo, molto forte proprio sul centro dell'area, ma Giulio Cesare ancora una volta attentissimo nell'uscita. Insiste l'Udinese, Inler, avanza Pasquale, zona tiro, Pasquale carica il sinistro, rientra sul destro, palla dentro, ottima la chiusura di Cordoba, recuperato il pallone da Santon, affidato a Cambiasso, alza il pressing l'Udinese, il tocco di Stankovic, l'anticipo di D'Agostino, al limite dell'area di rigore c'è Cordoba, attento su Floro Flores. Pepe si scontra con Montari, può impostare D'Agostino, bella l'apertura a destra, sale Isla, lo ferma Maxwell, c'è un tocco di Isla alla rimessa laterale per l'Inter. Per il 4-3 dell'Udinese anche i terzini devono spingere a turno, l'ha fatto prima Pasquale che non è arrivato al tiro, anche Isla attacca lo spazio per sovrapporsi e creare anche il 2 contro 1. Toccato il pallone Balotelli, la rimessa laterale per l'Udinese. D'Agostino piomba addosso Balotelli commettendo fallo, a terra D'Agostino, calcio di punizione. D'Agostino da Bandanovic è il giocatore più utilizzato da Marino, fin qui è rimasto in campo 2542 minuti, da un costante, per quanto talentuoso trequartista, è diventato un regista di grande sostanza, di grande continuità, ormai sull'attaccuino di Marcello Lippi. Batte corto D'Agostino, il pallone per Inler, Pepe, D'Agostino, l'apertura nella zona di Pasquale, controllo con il petto, l'ex terzino dell'Inter, cross di Pasquale, palla tesa all'interno dell'area, grande intervento difensivo di Cordova, poi il disimpegno completato da Cambiasso, ha scambiato con Stankovic, imposta Cambiasso, il pallone per Montari, va a chiudere Pepe, dentro per Balotelli, attaccato Balotelli, perde palla, l'intervento pulito sulla pallone, aggredisce l'Udinese con Isla, l'apertura di Felipe, Pasquale, buon momento dalla squadra di Marino. Adesso l'Udinese che sta facendo la partita, è scattato in verticale Quagliarella in posizione di fuorigioco, peraltro era intervenuto in interdizione Cordoba. Riparte Santon, Balotelli prova a distendersi l'Inter, c'è il solo Ibra nella metacampo dell'Udinese, adesso arrivano anche Montari e Stankovic, parte da sinistra Ibrahimovic, malinteso con Montari, regala palla agli avversari, riparte l'Udinese con Inler, controllo di Floro Flores,
Scatta ancora Quagliarella in netta posizione di fuorigioco. Questi cambi di gioco dove trovano sempre gli esterni molto alti, prima Pepe, adesso Flores, il passaggio in verticale sul taglio di Quagliarella troppo tardi, anche perché l'attaccante gli deve dettare lui il passaggio. In questo caso si alzano molto bene i due centrali. Palla nella zona di Ibrahimovic, la lascia sfilare, contatto con Isla. Era partito per Ibrahimovic in posizione di fuorigioco, per questo motivo il calcio di punizione è a favore dell'Udinese. Vedi, gioca sempre su questa fascia destra, su Isla, Ibrahimovic, e poi Pepe a volte che gli dà una mano sarà anche Hiller capace di sostenere il proprio compagno. Attenzione a Quagliarella che cerca il guizzo, Chivo e Cordova su di lui, apre per Pepe, chiude Maxwell, alimenta l'azione offensiva per l'Udinese. Isla accelera, Isla chiede l'1-2, pallone per Flores, ancora Isla di testa Cambiasso, poi Stankovic in verticale per Balotelli, prova ad arrivare Balotelli, attaccato da Pasquale, perde palla, Felipe, insiste l'Udinese, ottimo avvio dalla squadra di Marino. D'Agostino, Felipe apre per Pasquale, non ha dosato benissimo il passaggio e riesce a mettere giù Pasquale. Flores lo attacca Cambiasso, Pasquale, Flores, Asamoah, Pasquale, lancio fuori misura per Flores che non scatta, attenta alla linea difensiva dell'Inter. Santon in verticale per Ibrahimovic, di testa Zapata, Asamoah, D'Agostino, Asamoah fa girare bene palla all'Udinese, sale Isla, sta giocando il cileno in costante proiezione offensiva. Hiller, movimento di Quagliarella, Hiller si allunga Giulio Cesar, poi Santon in anticipo su Flores. Gioca bene l'Udinese, cambio di gioco, difesa alta, pressi da centrocampo e subito la palla che gira molto velocemente, inserimento di Hiller, molto bravo a calciare poi sull'altro palo, ma c'è sempre un portiere tra i migliori al mondo, Giulio Cesar. Soprattutto bravissimo. la reattività di Giulio Cesar, perché forse quella situazione era lecito attendersi. Il lancio per Quagliarella, intanto all'interno del rigore c'è un contatto, protagonista Chivo con Quagliarella, fa giocare Panti. Zapata, D'Agostino, insiste l'Udinese ma Quagliarella deve uscire dal fuorigioco. Flores lo attacca Zanetti, apertura nella zona di Isla, sono tutti nel metacampo dell'Inter. Pepe, pallone di ritorno per Isla, va in chiusura Chivu, tocco per Montari, Maxwell, Cambiasso, bordocampo Andrea Paventi. Sì, perché sono già un paio di volte che si alza Mourinho, ha detto alla squadra, anche adesso l'ha ripetuto, arriviamo sempre tardi, ci pressano, sono più veloci di noi, vuole che insomma la squadra in qualche modo si svegli e quando rientra in possesso del pallone deve subito capovolgere l'azione dall'altra parte con dei passaggi veloci, 1-2 tocchi massimo per ripartire, perché il pressing dell'Udinese è molto pressante e non dà la possibilità di ragionare. La chiusura di Santon, il pallone recuperato da Quagliarella, di forza difende dall'attacco di Zanetti che poi rimane su di lui, ruba palla il capitano dell'Inter, affida Maxwell. Maxwell torna a giocare terzino sinistro, non accadeva dalla partita di Bergamo, era tornato a fare il titolare ma aveva giocato come mezzala a sinistra nel centrocampo a 3. Ibrahimovic, inserimento tra le linee di Montari, il controllo non è granché, lo ferma Zapata, riparte l'Udinese con Pasquale. Flores si propone a Asamoah, ancora gran palla per Flores in area di rigore, zona tiro, l'assist, Pepe, palla sul destro, parte il tiro, si immola Maxwell. L'Inter è presa sicuramente con grande pressing, non riescono a tenere palla davanti, Ibra forse non sta neanche bene, Mourinho è arrabbiato perché vede una squadra lenta, ferma, l'Udinese ha preso confidenza proprio nel pressing, nelle ripartenze, negli inserimenti senza palla. Buono per Pepe che riesce a stoppare ma non trova la porta perché è un rimpallo del difensore, ma ottimo Udinese. Insiste l'Udinese, Pepe si rinnova il duello con Maxwell, lo punta Pepe, contatto con Maxwell, calcio di punizione per l'Udinese. 9 primi, 44 secondi dall'inizio della partita, Inter in palese difficoltà, l'Udinese sta giocando alla grande, ha sfiorato già in 2 occasioni il gol, questo è il contatto Chivu Quagliarella per cui hanno protestato i giocatori di Marino. Le braccia sono fuori di Chivu, ma tanto per abbastanza tenero sì, mi pare. Calcio di punizione per l'Udinese, pronto D'Agostino, tutta l'Inter con Maxwell al limite all'interno della propria area di rigore. Siamo entrati nell'11° minuto del primo tempo, in 6 a saltare dell'Udinese.
Qualche contatto all'interno dell'area, protagonista soprattutto Felipe D'Agostino in porta, non si fa sorprendere Giulio Cesar. Sì, era anche geniale come idea, perché proprio a calciare sul palo, però la vede partire, c'è solo un uomo in barriera, molto attento ancora una volta il portiere dell'Inter, che in precedenza si era posto molto bene alla conclusione di Inler. Torniamo a Portocampo, questa volta da Paolo Assogna. Nonostante abbia fallito una buona situazione offensiva, Pepe ha ricevuto i complimenti dalla panchina, perché è chiaro che lui corre tantissimo e quindi perde qualcosa, un po' di lucidità in fase di conclusione. Intanto c'è un intervento di Chivu che vorrei commentare, immagino. Sì, un intervento molto duro di Chivu che è andato subito a chiedere scusa. Cerchiamo di capire bene se c'è stata una gomitata. No, il braccio è un po' largo, va sulla nuca, ma non è gomitata. Qui forse una carezzina. Sì, una carezzina. Insomma, non mi è sembrato così grave l'impatto. Tanto prima diceva appunto di Pepe, la panchina, che proprio nell'occasione che ha sprecato, perché ha voluto stoppare la palla, poteva calciare anche di prima intenzione dopo il bel servizio di Flores, e lì quando ha stoppato il difensore è venuto fuori bene. Sì, l'ha preso di lato, vedi, sì. si tocca, perché Vediamo effettivamente sugli occhi così non l'ha preso, però col gomito nei pressi della mandibola. Assomiglia un po' all'intervento di Pazzini in nazionale. Sì, quella fu sicuramente una decisione che poi l'arbitro ha ritenuto ancora di essere nel giusto, ma francamente abbiamo rivisto più volte. Questo non era sicuramente da rosso quello di Chivu, ma le immagini dicono che il cartellino giallo ci poteva stare. Qui in tribuna uno dei grandi assenti, Totò Di Natale. Si riparte con il calcio di punizione per il fallo di Chivu. Inler, D'Agostino, Isla, D'Agostino, l'apertura nella zona di Pasquale, cerca il volo Flores, non era facile, sbaglia la misura del passaggio, la rimessa laterale per l'Inter. Cordoba, c'è poco movimento senza palla niente proprio, i due attaccanti vedi molto piatti, lo stesso Stankovic che è trequartista, che riesce con gli inserimenti, ma gli deve dare il tempo e soprattutto il movimento i propri attaccanti. Montari, Maxwell, Montari, il sinistro del Ghanese, stacca Isla, Inler, pedinato da Stankovic, Isla, alza il pressing l'Inter, Balotelli va ad attaccare Isla che se la cava bene nel dialogo con Pepe, poi il numero del cileno, preso in controtempo da Agostino, pallone recuperato da Cambiasso, prova a scuotersi l'Inter, Montari, Maxwell, cerca il guizzo Balotelli, lo ingabbiano addirittura in 3, pallone di Balotelli, velo di Cambiasso, anticipato Stankovic, riparte l'Udinese con Asamoah, c'è un giocatore dell'Udinese a terra, Flores, attacca però la squadra di Marino. Pasquale può impostare, palla in verticale per Quagliarella, e lancio troppo lungo, c'è Giulio Cesar in vantaggio. Sì, ma l'applaude Quagliarella perché ha fatto il contromovimento molto bene e ha aspettato Pasquale a dargli la palla perché voleva vedere proprio il movimento del proprio compagno. Qui sì, non arriva Stankovic, alza un po' il piede a martello, ha fatto continuare bene Banti perché c'era una ripartenza di Pasquale. Apertura di Montari, pallone per Santon. Si alza la difesa dell'Udinese, debbono arretrare i Premio Balotelli per non finire in fuorigioco. È lento il ritmo della partita quando è l'Inter che imposta. Avanza Chivu. In verticale per Balotelli. Chiude Isla. Dopo quasi 15 minuti ha preso la posizione Antonio bene. Si può sostenere come il pari della Juve stia un po' incidendo sull'approccio alla partita dell'Inter. Sì, sembra questo, perché l'Inter veramente altre partite l'approccio è stato diverso, soprattutto i primi 15-20 minuti. Adesso è l'Udinese che per adesso ha fatto la partita, la squadra di Marino. Con le mani Maxwell, Ibrahimovic, attaccato da Inler, Maxwell, buon il tocco per Ibrahimovic, prova a cercare spazio Ibra, si allarga da sinistra, cerca il cross, attaccato, guadagna calcio d'angolo per Banti. Sempre su questa fascia sinistra dove appunto gioca Isla, che adesso ha preso anche un po' la posizione molto bene, e si è visto prima Zapata che va lui a coprirlo, a raddoppiarlo, perché magari uno contro uno sia Ibra che Balotelli possono essere pericolosi. Peccato dal pubblico di Udine Balotelli, ma lui a battere il primo angolo della partita per l'Inter, palla sul primo palo troppo bassa, Inler mette fuori, palla torna nella zona di Balotelli che può riproporre l'azione offensiva, si propone Maxwell, ignora Balotelli, il cross messo fuori, sponda di Quagliarella, pallone per D'Agostino,
che qui prova un'improbabile verticalizzazione, pallone imprendibile per Floro Flores. Sì, il cambio di gioco era giusto, perché oltre a Floro Flores c'era anche Asamoah che era pronto a partire vicino all'attaccante, la palla troppo lunga, aveva coperto bene la difesa dell'Inter. Cordoba mette in movimento Chivu. Stankovic, un po' abbassato il ritmo l'Udinese, prova ad approfittarne l'Inter. Avanza Chivu, lo attacca Quagliarella, viene via, bene palla al piede Chivu, poi l'appoggio per Ibrahimovic e il recupero di Asamoah, l'Udinese che può ripartire con Zapata. Pasquale chiude Zanetti in anticipo sul Floro Flores, ma la rimessa laterale è per l'Udinese. Quando ha palla l'Inter, l'Udinese si ritrae molto bene, anche i due esterni, diventa un 4-5-1, quindi c'è molta densità a metà campo. L'Inter, se gioca centralmente, difficilmente può fare gioco, può allungare la squadra. Importante soprattutto i movimenti dei due attaccanti per cercare la profondità. Buttato palla in fallo laterale Cambiasso perché venisse soccorso Floro Flores, aveva fatto giocare Banti. Qui l'impatto c'era stato, peraltro Banti era molto vicino. L'impatto c'è stato, anche se Cambiasso cercava il pallone. L'intervento probabilmente non era neanche falloso, ma l'impatto sicuramente c'è stato. Qui la famiglia Pozzo sugli spalti, sulla tribuna del Friuli. Cambiasso, Cordoba, 17esimo, 0-0 alla Friuli in questo momento. L'Inter mantiene intatto il vantaggio sulla Juve. Stankovic palla nella zona di Montari, colpisce male, si è inserito bene. Vedi quando ne accompagnano l'azione non solo Stankovic ma anche i centrocampisti, Zanetti meno, però Montari ha questa capacità di arrivare al tiro, anche un po' fortunoso perché Stankovic voleva sicuramente calciare, qui arriva un po' scordinato, un collo esterno a uscire, poteva incrociare meglio la palla, però sempre su Ibra che è lui con la sponda a dare là all'inserimento dei propri compagni. Era un ragazzino Montari quando è arrivato ad Udine, grande forza fisica, tutto da sgrezzare, l'ho lanciato in prima scuola Spalletti, esordito il 6 novembre 2002 proprio a San Siro, ma contro il Milan. Ha giocato nell'Udinese fino al giugno del 2007 quando è stato ceduto al Portsmouth, 125 partite e 8 gol. Maxwell, a terra Balotelli, fallo di Isla, calcio di punizione per l'Inter. Isla in settimana è stato protagonista in negativo con il Cile, che peraltro sta facendo un grande girone di qualificazione. Contro l'Uruguay è stato espulso verso il finale di primo tempo per doppia ammonizione. La partita è finita 0-0, probabilmente sarebbe finita diversamente con il Cile che fino a quel momento ha dimostrato essere decisamente superiore all'Uruguay. Cile trascinato anche da un grande Alexis Sanchez che per oggi non c'è per squalifica. Zapata sull'attacco di Ibrahimovic, non rischia l'indietro per Belardi, va in pressione isolata Ibrahimovic. Felipe, pallone profondo nella zona di Floro Flores, va via Santon, attacca Floro Flores, lo insegue Santon al centro Quagliarelli, la cross secondo palo, non c'è nessuno, ha calibrato male, palla direttamente fuori. Sì, con il sinistro ha fatto una buona azione per ripartire, dove Santon forse è stato preso nella ripartenza, e poi con il sinistro non è proprio il suo piede, voleva metterla sul primo palo perché Quagliarella aveva attaccato bene quella posizione, troppo alta e fuori. Mourinho, che chiama Santon bambino, ha inventato il giocatore terzino sinistro, il suo ruolo è quello di terzino destro, e a destra sta facendo fatica. Infatti prima proprio su quella palla alta, bravo Floro Flores con il corpo, anche il viso a poter ripartire, ma lui un po' indeciso. Anticipato Ibrahimovic, intervento di Felipe nel fallo laterale, rimessa in zona d'attacco a favore dell'Inter. Sono queste palle alte come prima, dove Ibra può smistare con la torre di sponda, e Zapata, in questo caso Filippo ha trovato il tempo giusto. Con mani Santon all'interno dell'area, Ibrahimovic, grande palla per Stankovic dal fondo, Stankovic, il cross per Balotelli, preso in controtempo, mette fuori Zapata, Cambiasso, parte il tiro, non era facile, colpisce sporco, palla che termina addirittura in fallo laterale. Sì, perché Montari era dentro l'area, non avevano accompagnato gli altri, Cambiasso troppo dietro, e poi Zapata, un difensore, deve rinviare lateralmente, troppo centralmente fuori dell'area, ha rischiato qui un collo esterno, proprio il piede era il suo, strano per Cambiasso. Nel verticale per Quagliarella, prolunga di testa sulla pressione di Chivu. Non c'è fallo del Romeno contrariamente a quello che rivendicava Quagliarella. Maxwell, alzato il baricentro da qualche minuto l'Inter, anche perché ha abbassato il ritmo l'Udinese. Chivu nel verticale per Balotelli, con calma Zapata, anticipo di Maxwell, a vuoto Stankovic, D'Agostino su Ibrahimovic, poi arriva Cambiasso, gioco pericoloso di Ibrahimovic, calcio di punizione per l'Udinese.
Sì, la ricerca sempre della profondità, come dicevo prima. Balotelli di più, prima veniva troppo incontro, perché in questo caso magari mettono sotto pressione la difesa dell'Udinese. Qui non mi sembrava. Direi proprio di no. Sì. La battuta del calcio di punizione, pronto Belardi, arrivato sul finale del mercato estivo dalla Juve in cambio di Chimente nella passata stagione. Belardi, secondo di Buffon, 5 partite in A con la Juve, 4 in Coppa Italia. Fallo di Quagliarella. Battuta del calcio di punizione, perplesso Quagliarella, imposta Cambiasso. Zanetti, l'apertura per Maxwell. Cambiasso, l'Inter non ha intenzione di sollecitare il ritmo della partita. Maxwell qui sbaglia, Inler mette subito nel movimento Quagliarella, lo chiude Chivu, arriva anche Cambiasso che ruba palla con la collaborazione di Zanetti. Santon insegue Quagliarella, accelera Santon che va giù, fallo di Quagliarella, calcio di punizione a favore dell'Inter. Ci sono molti sbagli, molti anche fraseggi, anche giocate semplici, come si è visto prima nel pressing. Inler ha perso palla, hanno stesso Quagliarella nella ripartenza. Questa munizione per Quagliarella. Le proteste ritirate di Quagliarella portano alla gialla per l'attaccante dell'Udinese. Quagliarella non è diffidato, l'unico giocatore in campo diffidato dell'Udinese è D'Agostino. Non credo per il fallo, hai detto bene Maurizio, soprattutto per le proteste. Vediamo. Il fallo non era da ammonizione. No, anche perché è arrivata molto dopo l'ammonizione. Ecco. Applauso. Proteste plateali ha reiterato, soprattutto l'applauso costa la gialla a Quagliarella, primo ammonito della partita. Attacca l'Inter, Zanetti. L'apertura per Maxwell. Montari. Cambiasso. Maxwell, Cambiasso, dentro per Ibra, l'anticipo di Isla. Maxwell, adesso l'Udinese attende, non c'è pressione sui portatori di palla, prova Pepe ad attaccare Zanetti. Ibra, Zanetti, Montari, possesso palla prolungato dell'Inter. Montari in verticale per Ibrahimovic, il controllo di Ibra all'interno dell'area di rigore, 2 su di lui, prova a liberare il destro, in controtempo Stankovic, arriva Montari con il destro, palla che sfiora il palo, va sul fondo. Eh sì, si è abbassata l'Udinese, l'Inter fa buon possesso palla, anche più velocemente di prima, e quindi poi trova la profondità, sempre Ibra che riesce di sponda a seguire il compagno, un po' fortunoso qui, arriva con il destro, non so piede ma calcia meglio di prima, di poco fuori, ancora una volta l'inserimento di Montari che ce l'ha nelle sue qualità. Inter ad un passo dal gol che avrebbe portato la squadra di Mourinho a più 9 sulla Juve. Bordo campo Palassogna. Aveva preparato la fase difensiva su Montari, Marino, che adesso se la prende un po' con Inler, perché Montari è andato 2 volte a un tiro facile proprio con questo inserimento da dietro. Evidentemente, come dicevo, l'aveva studiata e voleva proprio che Inler andasse a studiare quella situazione, quel movimento del giocatore dell'Inter. In un paio di volte non l'ha fatto ed è stata l'unica volta in cui è stato pericoloso l'Inter. Attenzione Ibrahimovic, punta Zapata, Ibra si accentra, palla dentro, Belardi in uscita. Bravo Belardi perché ha capito, a letto, vede, è rimasto tra l'area piccola, ha aspettato il passaggio di Ibra nel taglio di Balotelli, ma ancora una volta il press di Montari a centrocampo, come adesso recuperano palla, l'Inter ha capito che deve giocare a ritmi dell'Udinese. L'apertura di Floro Flores, palla nella zona di Pepe, chiude molto bene Maxwell, sta giocando una partita eccellente fin qui Maxwell. Isla, pallone per Inler, si muove tra le linee Asamoah, a sinistra c'è Pasquale che spinge, costringe in copertura Balotelli, torna ad attaccare l'Udinese, avanza anche Felipe. Pasquale, cross di Pasquale, è Chivu che mette fuori. Lo marca bene il centrale perché sa del movimento di Quagliarella. Chivu lo marca molto stretto, va in anticipo e non con il destro, proprio con il suo piede con l'interno, e spazza via molto bene. Questa è la palla gol per l'Inter, tiro di Montari, immobile Belardi, palla per questione di centimetri finita fuori, prova a ripartire Zanetti di forza, il capitano dell'Inter difende il pallone, ha subito anche fallo, calcio di punizione, non applica il vantaggio Banti. Questo è l'intervento regolare ai danni di Zanetti. Cordoba, Santon, Cordoba, pallone recuperato da Asamoah, Quagliarella, bravo a giocare da sponda. Asamoah quasi si pesta i piedi con Floro Flores, Quagliarella lo attacca Cambiasso, Floro Flores dentro per Asamoah ma non c'è nessuno al centro, Cordoba in chiusura, cerca il guizzo Asamoah, chiude Cordoba,
Samoa che non va confuso con l'ex centroavanti dell'Udinese che adesso gioca in Francia alla Rennes. Interessante questa Samoa perché attacca lo spazio, va sullo spazio, poi tenta l'1 contro 1 e il cross intraprendente con il giocatore. Qui l'Udinese regala la rimessa laterale all'Inter, anticipato Balotelli, di testa Samoa, Quagliarella, fuori gioco di rientro. Si è fatto male però perché è andato su molto bene, ha preso la palla e l'altro ha preso con la testa Cordoba, insomma. E il fuorigioco c'era perché anche lì si è alzato quel tanto, mi sembra Chivu sempre su Quagliarella per metterlo in fuorigioco. Eccolo qui, vede, sì. Maxwell in verticale per Ibrahimovic, bella chiusura di Isla, sta giocando molto bene Isla, pallone per Hiller, il recupero di Stankovic. Maxwell spinge il terzino ma non c'è nessuno centralmente. Ibra non lo vedo Montari. bene, Maurizio, vedi sempre largo, fa delle smorfie anche, vedi, anche nel controllo non sta benissimo. Non sta benissimo, giovedì si è dovuto fermare durante l'allenamento per un affaticamento muscolare, ma come è storia costante questa stagione, Mourinho prima di rinunciare a Ibrahimovic davvero deve aspettare che sia lo svedese quasi a supplicare il cambio, e Ibra non è uno che supplica. Maxwell gli piomba addosso D'Agostino, palla in calcio d'angolo, secondo angolo della partita, fuori dell'Inter, uno battuto dall'Udinese. 26 primi, 40 secondi, 0-0 al Friuli. La bandierina a Balotelli. Follatissima all'area piccola dell'Udinese. Sono tutte all'interno della propria area. Il giocatore di Marino, parte Balotelli, secondo palo verso Cambiasso. Lo anticipa a Samoa con palla in calcio d'angolo. Terzo corner per l'Inter. Sì, tutti quelli dell'Udinese, quelli dell'Inter solo in 4 buoni saltatori e 3 mediani fuori. Maxwell, Montari e Zanetti pronti in eventuale respinta arrivare al tiro. Balotelli della bandierina anche da questa parte dello stadio. Fischi accompagnano il giocatore dell'Inter che evidentemente lontano dal San Siro non gode di grandi simpatie. Calcio a Balotelli, palla tesa, anticipato Ibrahimovic. Pallone è recuperato da Zanetti, è rimasto largo a destra Balotelli che riceve. Vanno subito a chiudere in due, cerca spazio per il corso Balotelli, prova l'accelerazione, viene fermato e per recuperare il pallone mette un fallo abbastanza goffo, calcio di punizione per l'Udinese. La segnalazione di uno dei due assistenti dell'arbitro, Nicoletti, l'altro è Romagnoli, una delle migliori coppie del nostro calcio. Molto difficile, anche se molto bravo Balotelli nel dribblare l'uomo, ma sono in 2 contro 1, c'era lo scarico per Zanetti e girare palla per mai mettere nel centro. È un po' lezioso lì Balotelli. Settima partita consecutiva da titolare per Balotelli, in settimana una partita discreta con l'Under 21, ma qualche polemica per un pestone a un avversario che poteva costargli il rosso. Guarda la difesa dell'Inter come la vuole Mourinho, sempre alta. I primi 10 minuti non è stato così, adesso ha allungato un po' il raggio d'azione e si vede che l'Inter almeno può fare gioco. Messo fuori Santon, rimessa laterale a fuori dell'Udinese. Colmani Pasquale, dall'autunno 2002 lanciato in prima squadra da Cooper al Genoa 2005 quando è stato ceduto alla Siena, 36 presenze nel campionato con l'Inter. Santon, Pasquale che era arrivato all'Inter dopo essere stato scaricato dalla vivaio della Juve. Riparte l'Udinese, Pepe a spazio, lo tende in zona Maxwell, si propone Hiller, davanti Quagliarella, assista Flores, accelera Pepe disturbato da Montari, adesso lo prende Maxwell che chiude la grande, fin qui partita perfetta di Maxwell. Bravo, perché lo porta sull'esterno, aspetta appunto l'1 contro 1 perché deve indietreggiare in quel momento, aspetta anche Montari che gli è vicino e poi lo prende, appunto lo porta proprio sull'esterno e copre benissimo per non arrivare al cross. Detto Minoraio, il procuratore di Maxwell, che il giocatore non è contento, che a fine stagione andrà via. Mourinho molto stringato, ermetico ma piuttosto chiaro, ha detto non decide lui, decide la società. Stankovic, pallone per Ibrahimovic, non c'è fallo sullo svedese, può attaccare l'Udinese con Hiller, lo va a prendere Cambiasso, Hiller butta palla fuori perché c'è Ibra a terra, andiamo a bortocampo, Andrea Paventi. Sì, perché Mourinho un paio di volte l'ha fatto notare a Balotelli, deve farsi vedere un po' di più. Nelle ripartenze dell'Inter si va sempre a cercare Ibrahimovic che viene a giocare di sponda anche in appoggio, deve farlo di più anche Balotelli per consentire a Ibrahimovic. Intanto adesso si sta arrabbiando tantissimo con l'arbitro perché non sarebbe stato segnalato il fallo su di lui di D'Agostino, perché sennò diventa troppo prevedibile il gioco, sempre Ibrahimovic e Balotelli che va ad allargarsi, ma deve proporsi un po' di più in fase di scambio con il resto della squadra. E il fallo c'era, sta pescando un po' poco Banti. No, ma poi era vicino, infatti gli ha detto, chiede ad Agostino se era fallo, in effetti gli ha preso il piede d'appoggio. Chiuvo, restituisce palla agli avversari, è la mezz'ora, 0-0 alla Friuli, un quarto d'ora più recupero al termine del primo tempo. L'Inter in questo momento ha più 7 sulla Juve.
D'Agostino, Asamoah lo attacca Cambiasso, se ne va Asamoah, grande giocata tra due avversari, prova a spaccare la difesa dell'Inter, pallone per Floro Flores, Montari da dietro e poi Giulio Cesar. Non viene ritenuto un retropassaggio volontario. Qui quelli dell'Udinese protestano 2 volte per il possibile fallo di Montari e per il retropassaggio. Però che bravo Asamoah, perché ancora una volta è lui che rompe l'equilibrio a centrocampo, cercando la superiorità numerica, saltando l'uomo e servire Floro Flores che si era centrato, e poi si è visto Montari, grandi ripiegamenti, sta giocando bene Montari. Zanetti, si propone Ibra, è scattato Stankovic, Cambiasso, Montari, sale Maxwell. Si può sentire il pubblico di Udine. Zanetti, Montari, si copre bene l'Udinese, non ci sono spazi per i centrocampisti dell'Inter. Anticipato Ibrahimovic, ancora un bel intervento di Isla. D'Agostino, c'è spazio per Pasquale. Adesso si è allargato Quagliarella, è andato a fare la prima punta a Floro Flores. Asamoah con il dribbling su Cambiasso, il piombo addosso Stankovic che ruba palla, si allunga Stankovic in anticipo su D'Agostino. Cordoba, Chivu, Montari, è scattato Balotelli, lo ignora Montari, pallone per Maxwell, Cambiasso, Zanetti, Montari, Zanetti, Balotelli, Montari fa girare bene palla all'Inter, ma poi Montari perde palla, gliela sottrae Inler. Pallone per Asamoah, bella apertura per Pasquale, c'è spazio da questa parte, accelera Pasquale, a grandi falcate verso la tre quarti dell'Inter, punta Zanetti, lo supera, ancora Pasquale, deve liberarsi del pallone, palla dentro, lo scatto di Floro Flores, corpo a corpo con Chivu, la chiusura di Santon. Sì, perché ha fatto 2 movimenti, gli ha chiesto la palla sulla profondità Floro Flores, ma Pasquale non l'ha visto e poi ha cercato il taglio, ma Chivu copre molto bene, perché insomma con grande esperienza è sempre molto stretta la marcatura. Zapata è nettamente più veloce di Balotelli che commette fallo. Calcio di punizione per l'Udinese, fin qui partita anonima di Mario Balotelli. Sì, perché vedi, vuole in movimento di più Mourinho da lui, però anche Ibrahimovic è largo a sinistra, è molto piatti tutti e due, nessuno va incontro, nessuno va alla ricerca della profondità, quindi si è visto molto spesso l'Inter in mezzo al campo fare solo possesso palla. Pallone recuperato da Giulio Cesar, mette nel movimento Chivu, primo piano su Floro Flores. Cordoba, Cambiasso, nel verticale per Ibrahimovic, con calma di petto Felipe ha tutto per essere un difensore di livello mondiale, fisico, piedi, personalità, manca ancora un pochino di concentrazione. Bravo. Forse Esatto, è giovane. Passa Floro Flores, Asamoah, prova ad andare via a Cambiasso, difficile tenere Asamoah anche perché la palla gli rimane incollata al piede da una molla, prova a buttarlo giù e lui è sempre in piedi. Bell'anticipo di Cordoba, Cambiasso, subito il tocco di prima per Stankovic, ma c'è una frattura tra gli attaccanti dell'Inter e il resto della squadra. Stankovic deve aspettare che salgano gli altri, l'apertura per Santone, bravo a proporsi a destra. Si ripete il duello con Floro Flores, ma questa volta le parti sono invertite. Santone che attacca, Floro Flores che difende, Ibrahimovic chiuso da Inler, poi Asamoah lascia sulla posta Cambiasso, grande primo tempo di Asamoah. È partito Quagliarella, lo vede Asamoah, palla in verticale, Quagliarella, esce Giulio Cesar, Quagliarella, la porta vuota, Giulio Cesar sul pallone. Che palla gli ha dato Asamoah, proprio sulla profondità, gliel'ha chiesta Quagliarella, si mette in mano per rivedremo questa, poteva anche calciare subito perché aveva capito Giulio Cesar che nella palla in verticale di coprire lo specchio una volta, rivediamo, qui può anche calciare, invece lo vuole dribblare. Io ho avuto la sensazione che abbia preso il pallone, invece no. Lo anticipa Quagliarella, era calcio di rigore. Infatti, mi sembrava anche a me, però lo volevo rivedere molto attentamente. Attenuante per l'arbitro Dante, probabilmente ha avuto la stessa nostra sensazione che visto live la sensazione è che Giulio Cesar avesse preso il pallone. Il replay invece documenta l'esatto contrario, era calcio di rigore. D'Agostino, Inler. Infatti stavo per dire, prima ho visto l'Udinese portavano sempre molto la palla ai centrocampisti, quando giocano in velocità sui tagli degli attaccanti i pericoli li hanno fatti per l'Inter. Inler, le pallone per Asamoah, Pasquale arriva quasi in zona tiro, ancora rientra sul destro ma nel suo piede dentro per Quagliarella che questa volta va in netta posizione di fuorigioco. Si perde il tempo qui Pasquale perché appunto come dicevi te è sinistro, ecco qui ancora l'episodio. Quagliarella qui anticipa Giulio Cesar, lo anticipa ancora
però toglie le mani. Poi toglie le mani. Esatto, quindi... Vediamo, cerchiamo di capire da qui. Toglie le mani, che Quagliarella lo anticipa, è fuori discussione. Poi vediamo se è chiaro che se Giulio Cesar lo tocca, il danno procurato c'è. È anche vero che però lui prova a togliere le mani. Questa sarà un'azione da rivedere nell'intervallo con Bonan, Boban e Marchegiani con molta attenzione. Perché si rende conto di non poter prendere più la palla e quindi toglie le mani. Attenzione. Balotelli. Bisogna vedere se lo tocca prima di togliere le mani, è rigore. Se invece prova a togliere le mani, Quagliarella gli va contro, può anche non starci il calcio di rigore. È nervoso Balotelli. Sì, non riesce a entrare in partita, non gli arrivano palloni giocabili. Sì, è vero, è anche la palla poi da solo lì è sempre raddoppiato, pressato, è sempre su questa fascia sinistra, ma non si propone né Max né Montari oppure Stankovic, che dovrebbe essere quello che accompagna anche l'azione degli attaccanti, quindi da solo diventa difficile dribblare 2 o 3 uomini. Infatti Antonio, non brillano gli attaccanti dell'Inter, ma è anche vero che non vengono assistiti. Intanto bella questa immagine, l'abbraccio tra Quagliarella e Mourinho che si sono spiegati. Bravi. Asamoah, Bordocampo, Paventi. Sì, è stato molto carino perché è andato a chiedere direttamente spiegazione a Quagliarella Mourinho, inizialmente dicendo insomma che c'era stata simulazione, poi invece quando Quagliarella gli ha detto guardi che mi ha toccato mister, alla fine c'è stato il 5-3-2 come se Mourinho avesse capito. Hiller, zona tiro, Hiller carica il sinistro, respinto da Chivu, poi Stankovic. Pallone per Balotelli, pedinato da Zapata, pallone recuperato da D'Agostino, subito l'apertura per Pasquale, torna a spingere l'Udinese. Pasquale è preso da Santon, si propone Floro Flores, sulle sue tracce c'è Cordova, si gira il napoletano, Cordova non lo molla, Pasquale, insiste l'Udinese, D'Agostino, lo circondano in 3, il quiz di D'Agostino, il cross, si è liberato benissimo, lui che ha un sinistro raffinato. Comunque è tornato a giocare l'Udinese in velocità, soprattutto con i centrocampisti che si inseriscono molto bene, soprattutto Hiller prima ha fatto una buonissima giocata, un inserimento servito sempre bene da D'Agostino, il tiro con il sinistro non è stato ottimale. Qui intanto rivediamo giustamente come dovremmo vedere spesso quando c'è qualche episodio dubbio. Montari, Cambiasso, Zanetti, Montari, in verticale per Ibrahimovic che parte in posizione di fuorigioco, la segnalazione di Nicoletti, calcio di punizione per l'Udinese, 7 minuti per recupero al termine del primo tempo, 0-0, recupero che dovrebbe essere di almeno un minuto per l'infortunio a Quagliarella. Bravissimo Nicoletti perché coglie, sia pure per questione di centimetri, la posizione regolare dello svedese. Eccolo qui, Nicoletti e Romagnoli, una coppia di assoluta garanzia per l'arbitro Banti stasera. Isla, c'è fallo di Maxwell su Pepe, calcio di punizione. Isla gli piace andare nel taglia e vai proprio nello spazio, comunque in questo caso Pepe è girato di spalla, il difensore deve aspettare a fare la sovrapposizione perché se perde palla, qui c'è stato il fallo, ci può essere una ripartenza importante proprio su questa sua fascia. C'è Isla sul pallone, Zapata, palla nella zona di Pasquale, Asamoah, apertura di Floro Flores, Pasquale infiltra il pallone diretto a Quagliarella, Cordova si rifugia in fallo laterale. 39esimo, Asamoah, cercava Hiller, ha chiuso bene Cambiasso, ancora Asamoah che accelera, va in percussione Asamoah, grande giocata, palla dentro, Hiller dal fondo, il cross, tutti a vuoto. Asamoah il migliore in campo, incredibile, tenta prima la palla in verticale, l'assist, poi recupera subito, dribbla in un fazzoletto e serve ancora molto bene sull'esterno, riesce sempre a inserirsi molto bene, la palla invitante, non ci arriva Quagliarella e non ci può arrivare Pepe perché è molto forte, ma ottima azione di Asamoah, veramente bravissimo questo giocatore. Bello il movimento di Quagliarella, che era in posizione di fuorigioco, ha visto la posizione Hiller e si è subito posizionato dietro la linea del pallone. D'Agostino con il destro apre per Pasquale, grande primo tempo dell'Udinese, ancora Pasquale che insiste, lo va a prendere Zanetti, c'è anche Santon, il cross di Pasquale in area, Floro Flores al volo, a vuoto, pallone messo fuori, poi al volo Hiller. E non erano posizionati bene, Cordova non l'aveva marcato e ha visto soltanto la palla, invece c'era l'uomo dietro di lui, non si è alzato bene e non ci arriva, forse anche perché Floro Flores non pensava che Cordova non riuscisse a prendere la palla e poi Hiller qui non arriva al tiro perché la calcia è troppo alta, non la fa scendere bene. Seconda stagione per Hiller,
in Friuli, strepitosa la prima, meno la seconda. In estate era stato cercato dall'Arsenal, piace molto a Banghera, che però ha ritenuto clamorosamente esagerata la richiesta economica dell'Udinese. L'Udinese che l'ha acquistato per 700.000 euro dallo Zurigo. Santon, il cross, limite dell'area, ben appostato Felipe, mette fuori il controllo di Quagliarella che fa salire l'Udinese, lo stesso Quagliarella che imposta l'azione offensiva, lo insegue Montani, insiste Quagliarella, Montani gli piomba addosso, il suo tocco diventa un passaggio per Pepe, fallo di Maxwell, si prosegue per il vantaggio, attacca l'Udinese, Quagliarella, porta il tiro, la palla sfiora il palo sul fondo, era comunque sulla traiettoria Giulio Cesar. Grande primo tempo dell'Udinese, veramente bravo Banti, qui ammonisce, dopo ha fatto continuare, c'era Flora fuori sul secondo palo, non l'ha visto Quagliarella, si è arrabbiato il compagno perché era un po' defilato per calciare, anche perché non incrocia la palla sul palo di Giulio Cesar che la lascia andare, ma hai detto bene, primo tempo dell'Udinese. La rilancia Giulio Cesar, monito Maxwell, Quagliarella, il giocatore monito nell'Udinese. La rilancia di Giulio Cesar, la palla nella zona di Ibrahimovic, Balotelli di testa, Ibra attaccato da Hiller, perde palla, non c'è fallo, Pepe, pallone per D'Agostino, protesta Ibra, l'apertura di D'Agostino, c'è Pasquale a sinistra, perplesso Ibrahimovic, era molto vicino anche in questa occasione comunque Banti. Asamoah, il giocatore che ha creato i maggiori problemi nel primo tempo all'Inter, ancora Asamoah, ricevuto da Pasquale, largo a sinistra Flores, ancora per Pasquale, posizione regolare, dal fondo Pasquale, il cross, colpisce malissimo. Si arrivano molto bene, sempre a sinistra, molto più che sulla destra, però spesso non fanno il cross giusto, forse un po' stanco, ma la regia di D'Agostino e gli inserimenti di Hiller, ma soprattutto di Asamoah, hanno fatto sì che l'Udinese abbia veramente meritato in questo primo tempo ai punti. Qui aveva ragione Banti, pulito l'anticipo di Hiller su Ibrahimovic. Rilancio di Giulio Cesar, prende posizione Ibra, la sua sponda di testa per Montari, lo attacca Hiller, possesso palla, grande equilibrio, qualche secondo in più per l'Inter. Gioco fermo, calcio di punizione per la squadra di Mourinho. Per la battuta arriva Cambiasso, a sorpresa cerca Ibra, ha messo fuori Felipe. Rilancio troppo lungo per Quagliarella, sono in vantaggio i difensori centrali dell'Inter, chi vuole lascia sfilare per Giulio Cesar. Cordoba, Chivu, è salito Maxwell a sinistra, Chivu in verticale, malinteso con Balotelli. Vedi tutte e quattro nella stessa fila, Maxwell, Balotelli, Stankovic e Ibrahimovic, tutte e quattro piatti e uno va incontro, uno attacca la profondità, ha solo una giocata al difensore, in questo caso magari anche sbaglia come profondità, però troppo ferma la squadra e con pochi giocatori attaccano l'Inter. Di testa Cordoba, Zanetti, pressato da Asamoah. Zanetti a levargli la palla è molto difficile, quasi impossibile, è una copertura proprio molto bravo il capitano dell'Inter. Se avesse una colla misteriosa sulla scarpetta. Sì. Cordoba, nel verticale per Ibrahimovic, chiude Zapata, difende bene il pallone Ibrahimovic, prova a farlo, poi gli piombano addosso in due, lo perde Asamoah. Hiller, Flores arretratissimo, mette un po' in difficoltà Pasquale che si impegna per evitare che non è successo il calcio d'angolo. Belardi, sull'accenno di pressione subito il rilancio della portiere nella zona di Quagliarella, di testa gira bene per Flores in vantaggio su Santon, si piazza a sinistra Quagliarella che adesso si accentra, pallone morbido per Flores, perfetto l'intervento in chiusura di Chivu. Montari, scambiato con Stankovic, ancora Montari, Zanetti, Santon, ultimo minuto del primo tempo, ma dovrebbe esserci del recupero, quantomeno per l'infortunio a Quagliarella. Infatti arriva la conferma, un minuto di recupero per l'infortunio ad inizio gara a Quagliarella, che ha rimediato una semigomitata da un avversario, una manata di Chivu. Palla in verticale per Ibrahimovic, prova ad avventarsi sul pallone Stankovic, in vantaggio Asamoah sul suo rilancio, però c'è Montari, insiste l'Inter, cercava Balotelli, è andato Zapata, ha rimediato Isla, poi Pepe che può partire, a grandi falcate Pepe nella metacampo dell'Inter,
lo va a prendere Chivu, gli toglie facilmente le pallone, poi cambiasse in verticale per Balotelli. Felipe va in chiusura. Bravo, perché il cambio di gioco di Pepe non l'ha fatto, si era liberato, Stantonio non rientrava e fuori sul cambio di gioco era ottimale come posizione e la ripartenza è stato bravissimo Felipe, intervento dei suoi, come dicevi te, bravissimo in questo. Gran controllo di Quagliarella, poi gran tiro, ha cercato il numero, lui queste potenzialità ce l'ha, questi colpi ce l'ha. Anche perché non c'era nessuno di rigore, era dietro la squadra, quindi ha tentato, molto difficile perché Giulio Cesar insomma da quella posizione se prende gol, però ci poteva stare. Stankovic, ultimo minuto del primo tempo, l'apertura per Maxwell, cerca l'equizzo su Pepe che lo ferma, Montari recupera il pallone, Cambiasso scambiato con Stankovic, Cambiasso, Zanetti, Stankovic prova ad arrivare in zona tiro, Stankovic, palla al limite, Isla può liberare Isla sull'attacco di Ibrahimovic. 45 primi, 40 secondi, 20 alla fine del primo tempo. Cambiasso, Balotelli, l'intervento deciso di Pepe, falloso, agenzia di Banca, calcio di punizione, probabilmente non ci sarà tempo per battere questa punizione. Il fallo c'è tutto perché Balotelli è entrato anche male, va sul pallone ma va anche prima sulla gamba, sull'avversario, il fallo c'è, calcio di punizione, non so se sarà fatto battere. Abbiamo superato il minuto di recupero, l'intenzione di Banca è quella di far battere il calcio di punizione, non c'è obbligo ma l'arbitro ha facoltà di prolungare il recupero. Balotelli sul pallone, in 5 dell'Inter al limite dell'area di rigore dell'Udinese, parte Balotelli, secondo palo, troppo su Belardi che blocca, guarda il cronometro Bantis che gioca ancora, Asamoah. Finisce il primo tempo, squadra a riposo, 0-0 tra Udinese e Inter. L'Inter ha avuto una grande occasione con Montari, ma nel primo tempo la partita l'ha fatta soprattutto l'Udinese. Tanti dubbi su un episodio. Giulio Cesar Quagliarella, Supersport. Nuovamente in diretta dalla Friuli di Udine, scorrono le immagini dei protagonisti del primo tempo. 0-0 a fine primo tempo tra Udinese e Inter. L'Inter ha +7 sulla Juve che nel pomeriggio ha pareggiato con il Chievo. Sono già in campo i primi giocatori dell'Udinese, Supersport, poi la diretta del secondo tempo di Udinese e Inter. Sono stati i giocatori dell'Udinese i primi a rientrare in campo, adesso arrivano Giulio Cesar e Mourinho. Vorrei sottolineare, parlando del primo tempo eccellente dell'Udinese, che la squadra di Marino è senza Andanovic, Domizzi, Di Natale, Sanchez, Coda, Ferronetti, Lukovic e Tissone, alcuni titolari fissi, altri quasi titolari. E questa è l'analisi proprio di una squadra che poi non ha risentito di queste assenze perché ha giocato come sa giocare. E soprattutto vuol dire anche che è una grande rosa, che lo scouting in giro per il mondo funziona. Funzionano bene perché vedi tutti questi giocatori anche tipo Asamoah che ha fatto un ottimo primo tempo, il migliore, proprio con personalità, con grande ritmo, va a cercare sempre l'uno a dribblare l'uomo, molto bravo proprio negli inserimenti, lucido. A 20 anni. Appunto, veramente l'Udinese lavora benissimo su questa, poi anche l'ambiente che ti dà la possibilità di crescere piano piano senza molti assilli. Però ripeto, l'Udinese quando poi si è abbassata, che non ha tenuto i ritmi alti, l'Inter ha fatto qualcosa di buono con gli inserimenti soprattutto di Montari, 2 tiri, uno buono, l'altro non perfetto, però troppo poco perché il movimento davanti è stato veramente latitante, sia Ibra che Balotelli non hanno dato i movimenti giusti alla squadra, gli attaccanti sono troppo importanti per il movimento di tutta la squadra. Non ha brillato nel primo tempo Ibrahimovic, così come Balotelli. Ibra non è al meglio per un affaticamento muscolare, con la condizionata in settimana. È anche vero però che di rifornimenti ne sono arrivati molto pochi alle punte dell'Inter, è un po' pensieroso Mourinho, ma lui o vince o perde o pareggia, insomma non è che cambi moltissimo l'espressione da tenebroso. Andiamo dopo la sogna a Portocampo, Paolo. Sono entrati abbracciati Cambiasso e Quagliarella. Cambiasso ha detto a Quagliarella dai che non c'era il rigore, Quagliarella gli ha detto giuro mi ha toccato. Sarà dell'Inter il calcio d'inizio in questo secondo tempo, si riparte allo 0-0 del primo tempo. 9 gol in questo campionato per Quagliarella dopo Di Natale, il miglior realizzatore dell'Udinese. Ibrahimovic e Stankovic sulla pallone.
Comincia il secondo tempo, primo pallone dell'Inter. Chivu. Giocando un buon primo tempo il romeno, tornato dopo il problema muscolare che l'aveva bloccato per la seconda volta contro la Fiorentina, che aveva fatto arrabbiare il CT della Romania Piturca, velenoso nei confronti di Mourinho. Con le mani Santon. Paradossalmente un po' a disagio Santon dopo prestazioni strepitose a sinistra nel suo ruolo in teoria naturale, quello di laterale destro. Sì, è vero. Giulio Cesar. Può capitare. Cordoba, Cambiasso, Chivu, Montari. Ha avuto l'unica vera palla gol dell'Inter nel primo tempo. Montari ha calciato bene con il destro nel suo piede sperando il palo. Cordoba, Zanetti. Buono il pallone per Santon. Cambiasso, Maxwell, Cambiasso. Possesso palla prolungato in questo avvio di secondo tempo dell'Inter. Cordoba verticalizza per Balotelli, l'anticipo di Pasquale. Ancora una volta vedi due molto vicini, Balotelli e Ibrahimovic adesso sulla destra, il primo tempo sempre sulla sinistra, ma uno non viene incontro, l'altro non ha profondità, quindi il centrocampista, il compagno ha solo una giocata da fare e quindi il difensore, in questo caso Pasquale può coprire molto bene. Subito fallo Balotelli, calcio di punizione per l'Inter, per la battuta arriva Santon. Poi lascia Cambiasso, c'è movimento sulla panchina dell'Inter. Si stanno scaldando Figo e Materazzi. Sta preparando anche Vieira. Parte Cambiasso, palla all'interno dell'area, Ibrahimovic, palla che resta lì, Zapata chiude su Ibrahimovic. Maxwell, gira bene di testa per Montari. L'indietro per Chivu. Campanile del romeno, palla nella zona di Stankovic, prolunga per Balotelli, cerca di tacco al volo per Ibrahimovic, spazza a Zapata, di testa Chivu, dove non ci sono però giocatori dell'Inter. Isla si complica un po' le cose, gli ruba palla Montari, accelera Montari, inseguito da Pepe, grande recupero difensivo di Pepe che costringe all'errore Montari e guadagna la rimessa laterale per l'Udinese. Sì, Pepe l'ha fatto anche nel primo tempo, che deve dare una mano lì su Isla, che l'abbiamo ripetuto più volte, gioca in una posizione proprio non sua e quindi si è visto meno in avanti. Pepe ha dato più consistenza nel gioco difensivo. Proprio questa duttilità, questa capacità di sacrificio, di aiutare in copertura, piace molto a Marcello Lippi, che ormai sta convocando stabilmente Pepe, che molto spesso entra anche nella formazione titolare dell'Italia. Palla fuori con le mani Isla. Terzo minuto della ripresa alla Friuli, 0-0 tra Udinese e Inter. Isla, verticale dove non c'è nessuno. Quasi un modo per alzare il baricentro, buttare palla fuori. Con le mani Maxwell. Di testa Montari. Zapata. Apertura per Pasquale. Si inserisce Asamoah, pallina verticale per lo scatto di Quagliarella che non può arrivarci. Facile l'intervento di Giulio Cesar. Asamoah in quella posizione si inserisce sempre perché c'è lo spazio e Cambiasso è lui che deve dare una mano proprio vicino ai quattro difensori, perché insomma Indel l'ha fatto meno, ma Asamoah l'ha fatto con grande qualità di inserirsi senza palla. Zapata, Inler, Felipe. Nel verticale per Floro Flores, lo chiude Santon commettendo però fallo, calcio di punizione per l'Udinese. Anche questo Floro Flores, come nel primo tempo, l'ha tenuto sempre molto basso, ha spinto pochissimo, saltò solo una volta, anche perché Marino li tiene proprio larghi, due attaccanti esterni, proprio per non far scendere i terzini. Calcio di punizione per l'Udinese, pronto D'Agostino. Tende l'arrivo di Zapata all'interno dell'area di rigore dell'Inter. Sta arrivando anche Felipe, aspetta allora D'Agostino. In sé all'interno al limite dell'area di rigore dell'Udinese, pronti a saltare, parte D'Agostino, palla sul secondo palo, messo fuori Balotelli, lunga Stankovic, aggancia Pasquale, può alimentare l'azione offensiva per l'Udinese, è rimasto largo D'Agostino, si coordina per il cross e a sinistra al limite, in tuffo Floro Flores, facile Giulio Cesar. Non so se volesse passare la palla a Quagliarella, che lì si è proprio messo giù per colpire la palla di testa, non credo neanche volesse tirare, era molto difficile da quella posizione, d'altronde poteva anche stoppare la palla e aspettare il sostegno da dietro di un centrocampista. Zanetti, Cambiasso, Zanetti,
Montari, Balotelli, si gira Balotelli, cerca l'accelerazione in percussione, Balotelli si allunga troppo il pallone, Zapata con calma lo ferma. Inler apre bene per Pasquale che può spingere a sinistra, in verticale per Floro Flores, è veloce ma è velocissimo Cordoba che va a chiudere, attende di farsi Floro Flores, palla al limite, c'è Inler, gli piombano addosso in due Maxwell e Cambiasso e stoppano l'azione dell'Udinese che stava diventando molto pericolosa. Sì, perché gioca in velocità, perché la ricerca della profondità la fa molto bene Floro Flores. Ancora una volta Santon non è ottimale la posizione, ci pensa Cordoba, l'inserimento di Inler, bravo Max dall'altra parte a fare la diagonale difensiva. Stankovic, buon pallone per Ibrahimovic, parte Ibra con il tacco, si libera di un avversario, scarica su Zanetti, sale Santon, si coordina per il cross, palla bassa, messo fuori Felipe, aggancia Inler, osserva il movimento degli attaccanti, cerca Quagliarella, lo ferma bene Chivu, alimenta l'azione offensiva Samoa, l'apertura a destra, possono attaccare in due, Pepe subito in verticale, grande palla per l'inserimento di Quagliarella, in area Quagliarella, il tiro, Cordoba, straordinario. Sì, perché c'era un buco in mezzo, bravo Pepe a dare la palla di prima a Quagliarella che trova la posizione centrale, ma Cordoba fa la grande diagonale, riesce a defilare un po' il giocatore, il tiro poi è deviato sempre dal difensore, veramente molto molto bravo, si era aperto un buco centralmente dove Chivu si era messo sicuramente in una posizione non ottimale. Zanetti, Santon, Cordoba, in verticale per Balotelli, il lancio troppo lungo, Belardi, Isla, Pepe, può impostare D'Agostino. Raramente i giocatori dell'Inter sono andati a pressare su D'Agostino, concedendo grande libertà di impostazione al regista dell'Udinese che ne ha tratto indubbio beneficio. Sì, perché si preoccupano anche degli altri due, Inler e Samoa, che spingono, che si inseriscono, e D'Agostino è un giocatore che è migliorato tantissimo anche dal punto di vista della corsa e sa smarcarsi e farsi dare la palla per poter poi fare le sue geometrie. A proposito di corsa, qui l'accelerazione di Cordoba è andata a chiudere su Quagliarella, è stata da campione. Palla su Ibrahimovic, il secondo banco che qui era molto distante, Pasquale in modo palese dice che ha preso una palla il direttore di gara rischiando la munizione. È spesso molto distante, l'ho visto stasera. Calcio di punizione per l'Inter per questo fallo, vediamo se c'è. Ha ragione Bando. Un po' prende la palla, poi rimane prende tutte e due, insomma. Sì. Se prendi prima la palla e butti via il pallone ci sta, poi il pallone rimane lì, dai un pestone all'avversario, il calcio di punizione è ineccepibile. È pronto Balotelli, in 5 a saltare dell'Inter all'interno dell'area, è arrivato anche Chivu, parte Balotelli, secondo palo, Ibra ha tolto il pallone dalla disponibilità di Montari, poteva essere una buona opportunità per il ghanese. Ce l'aveva sulla testa, vede, saltato e poi non dà il colpo forte, l'impatto giusto, ma era saltato forse anche non marcato benissimo. Si vede che non so se aveva visto Montari dietro, non credo però. Cambiasso cercava Montari che però stava retrocedendo per non finire in fuorigioco. Zapata, Felipe, lo attacca Ibrahimovic, piedi buoni però Felipe non va certo in affanno. Floro Flores, Pasquale, Floro Flores, c'è spazio da questa parte, c'è anche Samoa, si accentra Floro Flores, va in percussione, lo attende in zona Cordoba, quasi in zona tiro, adesso deve liberarsi del pallone, scarica su Inler, palla sul destro, Inler parte il tiro, palla fuori di un soffio. Sì, perché è stato molto bravo Floro Flores, poteva calciare, poi ha aspettato la difesa che si chiudesse, ha allargato su Inler, che lui è molto bravo a stoppare ma soprattutto a calciare, prende bene la mira, la tiene anche abbastanza bassa, di poco fuori, perché Giulio Cesar trova anche il tempo per magari di stendersi, ma la palla era veramente di collo esterno, ma ha schiorato il palo, bravissimo Inler. La palla scivola fuori ma il gioco era stato arrestato per un contatto che aveva visto protagonista Samoa. Il pallone è stato, presumo, messo volontariamente fuori da quelli dell'Udinese, vediamo, no? Tanto c'è Di Natale con suo tifoso a fianco, un tifoso VIP, Vincenzo Salemme. Ha rubato palla a Floro Flores con la collaborazione di D'Agostino, poi arriva anche Ibrahimovic, butta giù D'Agostino in modo palese, calcio di punizione. Qui groviglio di gambe, Santon, Floro Flores e poi il fallo di Ibra.
Abbiamo superato il 10° minuto nella ripresa, sempre 0-0. Felipe, con troppa forza su Floro Flores. Cordoba. In verticale per Ibrahimovic. Chiude Felipe, palla che si impenna. Balotelli d'astuzia su Pasquale. Raddoppio di marcatura di D'Agostino, il tacco di Balotelli anticipato però Stankovic. D'Agostino, la velocità di Quagliarella che parte di testa alla sponda per Hiller che però è distante, chiude bene Maxwell. Maxwell aveva la possibilità di servire Ibrahimovic che però tardava ad uscire dal fuorigioco. Cambiasso, Santon. Bello il dribbling di Santon, lascia sul posto Floro Flores. Balotelli. Cross di Balotelli, Felipe chiude, poi Asamoah in copertura su Santon. Le rilancio di Asamoah, però un regalo per Balotelli, il cross taglia tutta l'area di rigore dell'Udinese, poi Pepe trasforma l'azione difensiva in offensiva, è partito a grandi falcate Pepe, è scoperta la difesa dell'Inter, Pepe sbaglia però l'appoggio anche perché è stato bravo Zanetti a chiudere. Sì, ma ne ha sbagliati 2 anche nel primo tempo perché a grande corsa è arrivato forse stanco, deconcentrato, c'era un cambio di gioco perfetto per Floro Flores che era libero, lui non l'ha visto, in questi casi la velocità dell'Udinese gioca su questi passaggi e ha perso palla anche bravo Zanetti nel recupero. Poi un grande talento a Samoa, poco fa ha regalato una palla con all'Inter clamorosa. Molta presunzione, ha chiesto scusa ma c'è stato veramente il primo errore della serata, poteva essere importante. Muntari, Ibra, non è in serata. Bel recupero di Pepe. Guizzo di D'Agostino, lo chiude Chivo. Maxwell, tutto di prima, Muntari, può distendersi l'Inter, invoca il pallone Balotelli, palla in verticale, Balotelli in fuorigioco, si alza la bandierina di Romagnoli. Sì, vedi, perché lui gli detta il passaggio nella profondità, poi se ritardi il lancio è normale che il difensore lo sa, in questo caso vedi fa il movimento, Felipe è già in fuorigioco ma non è facile. 12 minuti e mezzo dall'inizio della ripresa al Friuli, 0-0 tra Udinese e Inter. Al rilancio Belardi, nervoso in panchina Pasquale Marino, siciliano di Marsala, uno che la gavetta l'ha fatta tutta in lungo e in largo. Calcio di punizione per il fuorigioco di Balotelli, batte lungo Belardi, palla nella zona di Floro Flores, difende il pallone dall'attacco di Santon, poi chiude Zanetti su Asamoah. Santon di testa Felipe, indirizza verso Pepe. Isla, rischia Isla, perde palla, la ruba Muntari, è scattato Ibrahimovic, Muntari prende posizione centralmente, non osserva il movimento Ibrahimovic, cerca il guizzo in area di rigore lo svedese, l'appoggio, palla che non passa, ancora Ibra che recupera zona tiro, Ibra carica il destro, il tiro, Belardi. Sì, ancora una volta per un po' di lezzosità, prima Asamoah, adesso Isla, e riparto perché nel pressi Muntari l'ha fatto anche nel primo tempo e poi Ibrahimovic che sbaglia il primo appoggio e poi decide lui di andare al tiro, non fortissimo e quindi centrale para Belardi. Palla fuori la rimessa laterale, fuori dell'Inter, è pronto Maxwell, tirato 8 volte l'Udinese, 6 l'Inter. Pallone restituito da Chivo, era stato messo fuori dai giocatori dell'Udinese. Rilancio di Belardi. Di testa Maxwell. Sbaglia il controllo Isla, regala l'opportunità a Ibrahimovic. Muntari. Difende bene il pallone dalla pressione di Hiller. Muntari, il cross, cercava forse Balotelli, troppo in profondità. È vero, ma lo chiama anche Ibrahimovic e Balotelli perché in quel caso deve tagliare, perché Ibrahimovic va in profondità, lui nel taglio, la palla era invitante a girare tutta la difesa a zona dell'Udinese e qui Balotelli non parte, poteva fare solo quello Muntari, che ripeto per me ha fatto una buona gara stasera. Bella la palla. Di testa Chivu, la rimessa laterale per l'Udinese. Rimediato un pestone Chivu, zoppica un po'. Hiller. Problemi per Chivu, Zanetti chiede che il gioco venga fermato ed è Asamoah che butta palla in fallo laterale. Poi Zanetti va a congratularsi con il suo avversario. Chivu ha avuto problemi all'adduttore già a fine febbraio, poi la ricaduta quando è rientrato con la Fiorentina a metà marzo. Questo è un talento Maurizio, ma purtroppo per lui
ha sempre vari problemi fisici. Chiu a bordo campo, ma non c'è grande movimento sulla panchina. Materazzi continua a scaldarsi, ma come se non dovesse entrare a momenti. Questo autorizza a pensare che dovrebbe essere imminente il rientro in campo di Chiu. Anche Samuel ha iniziato la fase di riscaldamento. È tornato Chiu. Zapata, Hiller, Zapata, Felipe. Felipe nell'estate del 2006 è stato sul punto di trasferirsi alla Juve, poi ha vissuto 2 stagioni difficili all'Udinese per problemi, prima all'ernia inguinale, poi alla caviglia con il trasferimento dei legamenti che hanno decisamente condizionato il rendimento. Adesso ha problemi anche per Balotelli. Vediamo, sì, un po' il piede al martello di prendere la caviglia. Ancora pallone restituito, praticamente scambio di cortesia negli ultimi minuti, ma non si è giocato. Felipe, D'Agostino, Floro Flores, bravo ad uscire dal fuorigioco, lo attacca Stankovic, Asamoah, chiude bene Stankovic. Con le mani Pasquale, Felipe, Belardi, di testa Chivu su Quagliarella, prolunga Zanetti, si batte Hiller, non c'è fallo su Cambiasso, bella apertura di Hiller, c'è spazio per Pasquale, accelera Pasquale, largo Flores, il cross al limite, Quagliarella prova a girarsi, Quagliarella e il tiro, palla di poco sopra la traversa, grande giocata di Quagliarella. Che numero? Sono le sue conclusioni, perché protegge molto bene la palla, va sul taglio, è applaudito anche da Di Natale, ma è applaudito anche Giulio Cesar perché fa una grande cosa, vedi, cerca l'ha toccata Giulio Cesar, certo, l'ha toccata, era veramente al set del lato suo, ma molto bravo, tutti e due molto bravi. La banderina d'Agostino, secondo angolo per l'Udinese che torna a rendersi pericolosa. Parte d'Agostino, palla tesa al volo, ha cercato un'improbabile conclusione Zapata, prova ad ammentarsi sul pallone Montani, ma viene fermato. Bravo Isla in copertura, insiste l'Udinese, Pasquale può riproporre il cross, è andato a vuoto Pepe, forse ha toccato Maxwell, infatti c'è il terzo calcio in angolo per l'Udinese, in parità adesso gli angoli 3 per parte. Questa è la grande giocata di Quagliarella, sì, col fisico prima e poi con un tiro a girare, molto bravo. la banderina Pepe, palla carica d'effetto, anticipato Zapata, pallone messo fuori, Asamoah lo attacca Montari, allarga per Pasquale, il pallone è teso, colpo di testa insidiosissimo di Felipe. Sì, perché sono quei colpo di testa proprio con il tiro, era forte, non c'era un cross lento, era tesa la palla, basta toccarla per andare sul palo alla sinistra di Giulio Cesar, ma mi sembrava sulla posizione, vedi, basta la torsione e lui la fa uscire perché era molto molto pericoloso il tiro. La torsione dal centravanti vero, eh? Sì, Ibrahimovic, la sponda per Zanetti, sale Santon, Ibrahimovic, le pallone per Balotelli, cerca il guizzo, Felipe lo ferma, riparte l'Udinese con Asamoah, D'Agostino, si inserisce Isla, Hiller prolunga dove però non c'è nessuno, subito Maxwell, gran palla per Stankovic e grande recupero su Stankovic da parte di Isla. Floro Flores, palla in verticale, chiuso. Cordova che partita sta facendo, molto attento perché ci sono gli attaccanti udinesi che ripartono sempre con Italia. A te Balotelli resiste al tentativo di fallo, l'apertura per Ibrahimovic, palla sotto porta Stankovic, incredibile, la palla è terminata fuori, poi scontro con Belardi, Stankovic sollecita l'intervento dello staff medico dell'Udinese. Vedi la palla in velocità, quando riescono a manovrare i due attaccanti molto bene, difesa della palla di Balotelli, subito nella profondità di Ibrahimovic che riesce per una volta a trovare lo spazio per arrivare al cross, vedi, qui Balotelli dà una grande palla bravissimo per Stankovic che è bravissimo in questo caso. Belardi che poi si fa male perché giustamente Stankovic voleva arrivare sulla palla, invitante la palla di Ibra.
Ancora a terra Belardi, già l'Udinese senza il suo portiere titolare Andanovic, adesso problemi per il secondo Belardi, in panchina c'è l'altro sloveno Koprivec, problemi anche per un altro giocatore dell'Udinese. Intanto continua il movimento sulla panchina dell'Inter ma anche su quella dell'Udinese. Paolo Sogna. Sì, tra un po' cercheremo di capire le condizioni dei giocatori dell'Udinese. Volevo dire però che sta approfittando di questa pausa Marino per fare complimenti ai suoi, per dire di continuare così. Effettivamente lo stanno ascoltando molto, perché in fase di non possesso rientrano tutti dietro la linea del pallone, poi si muovono tantissimo senza palla quando ha il pallone D'Agostino, che ha sempre 2 o 3 soluzioni a disposizione. Quindi dice Marino, continuate così perché state giocando molto bene. C'hanno gli attaccanti che si stanno. Pepe fa azione anche difensiva su Isla, ma Pepe fa un lavoro in copertura ha fatto prima un recupero eccezionale, però sono i 2 attaccanti. Flores è in contro, ma Quagliarella taglia sempre dietro i difensori e veramente mette sotto pressione la difesa dell'Inter. Come condizione atletica, come capacità atletica, Pepe nell'ultima stagione è cresciuto tantissimo, ma è cresciuto moltissimo anche tatticamente. Da seconda punta estrosa si è trasformato ormai più in un esterno di centrocampo che in una punta esterna, con grandi risultati. Si è rialzato anche l'altro giocatore dell'Udinese che aveva problemi, Felipe, anche se momentaneamente a bordo campo, mentre Mourinho dà indicazioni a Figo. Flores nel verticale per Asamoah, si inserisce bene Asamoah, va a chiudere Cordoba, non molla Cordoba, non concede un centimetro, fa il fallo laterale. Sempre lui, perché Santon ancora una volta lì si fa prendere sulla palla in verticale, ma lui recupera molto bene Cordoba. D'Agostino. Sì, D'Agostino, Maxwell che chiude, Pepe anticipato da Giulio Cesar, per un attimo perde il pallone, poi lo recupera e poi scherza con Pepe. Bortocampo, Andrea Paventi. Sì, perché sono pronti 2 cambi per l'Inter, Figo e Vieira, quindi qualità e anche forza fisica, perché in questa partita comunque l'Inter sta giocando molto con la grinta, con il carattere, però sotto il profilo fisico Mourinho voleva una squadra un po' più tosta, un po' più dinamica, hanno perso tanti contrasti, sotto il profilo anche della qualità qualcosa di più voleva dagli attaccanti, cercherà di trovarlo in questa fase finale del match con gli ingressi in campo di Vieira e Figo. Qui fuori luogo le proteste di Ibrahimovic, perché queste immagini confermano il fallo commesso ai danni di Zapata. È pronto il doppio cambio dell'Inter. Pasquale si propone Flores, ignora Pasquale, palla sul secondo palo dove arriva velocissimo Pepe, segue il pallone Pepe sulle sue tracce, Maxwell fa il possibile l'esterno romano, ma non era per nulla facile. Sui cross stasera Maurizio, dalla parte sinistra anche nel primo tempo sia Pasquale, Asamoah non hanno trovato mai molta precisione. Esce Santon, Vieira dentro, Zanetti va a fare il tazzino destro, Vieira a centrocampo e Figo prende il posto di Balotelli, diventa un 4-3-2-1. sì, con Figo e Stankovic tra le linee, dietro Ibra, può dare più peso anche in metà campo, perché Vieira con stesso Montari possono inserirsi i 2 trequartisti, in questo caso Figo e Stankovic. Figo non che bene oggi a destra, il bambino oggi sulla destra. Il bambino oggi tornato al vecchio amore, ma lui ha detto chi va in bicicletta non disimpara, lui non ha disimparato, ma certo dopo aver giocato tante partite alla grande a sinistra un pochino si era disabituato evidentemente. Vieira e Figo giocano il loro primo pallone, eccolo Vieira, l'equipe insiste sostenendo che Vieira andrà al Portsmouth, anche se adesso si parla di una possibilità nel mercato statunitense. Qui Vieira non si presenta per nulla bene, praticamente in 5 secondi un disastro, prima ha sbagliato il controllo, poi ha fatto fallo e si è beccato la munizione. Allora Figo gli ha dato la palla, non c'era nessuno davanti, il movimento di poter scaricare la palla in verticale, ha tentato un tunnel, però si è visto proprio nella dinamica che nella ripartenza qui, vedi Asamoah gli va via molto bene, lui fa fallo da dietro e ci sta la munizione, quindi voleva forza fisica e anche intraprendenza. Mourinho si vede ancora che Vieira non è al massimo, è stato fuori troppo questo giocatore. Avuto tantissimi problemi, le polemiche tra Mourinho e Domenech sulla gestione del centrocampista francese, che ogni volta è andato in nazionale regolarmente si è fatto male, praticamente da quando è all'Inter Vieira è stato a disposizione per meno del 50% delle partite. Calcio di punizione affidato ad Agostino, 25esimo.
L'assisto di D'Agostino, palla bassa, addirittura Ibrahimovic che mette fuori. C'è nessuno ovviamente davanti per l'Inter, può impostare con calma Felipe. Belardi. Felipe non sta benissimo, Maurizio, sta zoppicando, ma come difensori l'Udinese ne ha veramente molto pochi. C'è solo Sala, tra l'altro in questa stagione ha giocato pochissimo, appena 3 presenze, non è più un ragazzino, insomma non è più quello che vinse da titolare lo scudetto nel Milan di Zaccheroni. Maxwell, Cordoba, lascia sfilare Zanetti, evidentemente o c'è stato un malinteso o Filippo ha chiesto il cambio. Da come Zanetti ha guardato Cordoba penso sia stato proprio un errore. Problemi per Giulio Cesar, forse l'adduttore in quella, sta toccando l'adduttore. Stavo dicendo quasi un 4-2-3-1 perché vedo Figo molto largo a destra, Stankovic sempre dietro la prima punta Ibra e anche largo più a sinistra Montari con Cambiasso Vierà nel mezzo. Bordocampo, Andrea Paventi. Toldo mi pare che stia intensificando il riscaldamento. Andrea. Sì, gliel'hanno chiesto subito appena hanno visto questo problemino di Giulio Cesare, subito corso il dottor Combi, ma stanno valutando e chiaramente Toldo sta accentuando il suo riscaldamento per farsi trovare pronto in caso di cambio. Giulio Cesar è stato esaltato dalla stampa brasiliana per le sue prestazioni contro Ecuador e Perù, l'Ecuador in particolare. Ed ecco Toldo che sta intensificando il riscaldamento. Chiede il cambio Giulio Cesar, infatti si libera della tuta Toldo. L'Inter ha acquistato dalla Brescia Viviano, ma è stato anche rinnovato il contratto a Toldo. Insomma c'è Giulio Cesar, davvero c'è abbondanza. Giulio Cesar è indiscutibilmente uno dei primi 3 portieri del mondo, è qui che si è fatto male. Sì, perché ha messo la gamba, vedi, destra, si è allargata quel tanto che forse ha sentito tirare. Sì, prima il sorriso, eccola la smorfia di dolore. Sì. Esatto. Grandi applausi per Giulio Cesar, ne riconosce la grandezza il pubblico di Udine. Al suo posto entra Francesco Toldo. Al 28esimo l'infortunio a Giulio Cesar. (17 minuti più recupero in porta nell'Inter). Adesso c'è Toldo, palla nella zona di Figo, di testa gira per Ibrahimovic, inserimento centrale di Stankovic. Ibrahimovic però chiuso da Pasquale, non può servirlo. Ancora Ibra, inserimento centrale di Cambiasso che non arriva, esce bene Isla, contrattacco dell'Udinese, spinge Isla, si propone a Samoa, accelera Samoa, prova a chiudere Vierà, nettamente più veloce a Samoa, scarica su Floro Flores, lo va a prendere Zanetti che adesso fa il terzino destro e lo fa alla grande chiudendo bene su Floro Flores. Che bravo, perché gli dà la possibilità di andare solo in questo caso lateralmente e poi riparte. Ancora Zanetti che riparte, non lo fermano. Ibra di tacco, il pallone per Stankovic, Figo dentro per Ibra, c'è Stankovic al centro, Ibra davanti al portiere, viene chiuso, palla che termina fuori. Felipe bravissimo, ha aspettato il momento e si fa forse ancora male, non sta al meglio, però vedi con la velocità, l'Inter ha fatto 2 azioni in velocità, quello che gli è mancato nella prima parte della gara. Qui recupera Felipe, aspetta il momento, qui si chiude anche gli altri difensori a marcare Stankovic, ma ripeto, Felipe ha fatto un'ottima chiusura, bravissimo. Sì, è stato Ibra a toccare per ultimo. Bravissimo Felipe. All'ariancio Belardi, nonostante non sia al meglio, alla fine comunque il giocatore più pericoloso all'Inter è sempre stato Ibrahimovic. Chiude Zanetti su Floro Flores. 16 minuti per recupero alla fine, 0-0, Inter a +7 sulla Juve. Con le mani Pasquale, Felipe. Si inserisce Felipe, scarica su D'Agostino. L'assisto di D'Agostino, lo scatto di Floro Flores, regolare la posizione dell'attaccante napoletano, il cross in aria. Non ci arriva per un soffio Quagliarella, poi Chivu con calma incredibile e anche con grande classe sulla pressione di Pepe. Ma che movimento gli ha fatto a Quagliarella, perché ha aspettato prima andare sul secondo attacco il primo palo, Cordo non l'aveva capito e non l'ha preso la palla, ma ottimo anche il servizio di Floro Flores. Qui bravo Felipe a interrompere il gioco a 2 Stankovic e Ibrahimovic. Riparte l'Udinese, D'Agostino, pressato da Stankovic, un controllo a Isla, chiude Maxwell, Montari.
Cambiasso, pallone per Vieira, Zanetti, Figo, Vieira, Figo, sono i due nuovi entrati, lo attacca D'Agostino, sale Maxwell, largo c'è Montari, Figo, pallone per Vieira, non pressa l'Udinese, adesso è Floro Flores che va a disturbare Vieira, Chivu, Montari, il sinistro profondo di Montari, cerca Ibrahimovic che non può arrivare sulla pallone, lascia sfilare Pasquale. La presenza minacciosa di Figo, la rimessa laterale per l'Udinese. Abbiamo superato la mezz'ora, 14 minuti per recupero alla termine al Friuli, 0-0 tra Udinese e Inter. Chiude Vieira, Stankovic, pallone per Figo, Ibrahimovic si gira all'inserimento di Vieira, Ibra dentro per Vieira, Vieira davanti al portiere, Vieira va giù, rete, l'Inter in vantaggio e questo è un gol di straordinario peso, Inter a +9. Che giocata ha fatto Ibra, proprio da giocoliere, gliel'ha messa proprio sulla corsa, un po' in ritardo forse qui il difensore, poi tanto rivediamo perché non so se ha calciato proprio Vieira, qui gli va nello spazio, qui fa il movimento Zapata, vuol fare il fuorigioco e poi mi sembra Isla che la tocca. Vorrei rivedere la posizione di Vieira al momento del tocco di Ibra. No, è regolare, c'è Zapata che vuole fare il fuorigioco ma sa che non può metterlo in fuorigioco e poi il rimpallo scaturisce questo gol. Sicuramente, vedi, la tocca. Pasticcio di Isla, clamoroso autogol del cileno. Non è stata la miglior settimana della carriera di Isla, col prima sinistro, espulso in nazionale e poi questo autogol. Eccolo qui, Maurizio Isla, giocatore di grandi prospettive, già titolare fisso. Intanto Pepe protesta, manda col peso l'assistente largo che tiene ammonito. 32 minuti e mezzo nella ripresa, Inter a +9. Ancora il pasticcio di Isla. Incredibile, perché Vieira non può calciare, la tocca e poi viene preso in contropiede il giocatore dell'Udinese. Con le mani Maxwell. Intanto arriva la conferma dalla regia, era regolare la posizione di Vieira, tenuto in gioco da Zapata, dunque regolarissimo il gol dell'Inter. Ibrahimovic sbaglia il controllo, Asamoah, pallone per Floro Flores, Asamoah, è scattato Pasquale, lo vede Asamoah, chiude benissimo Figo, poi Vieira, si è rappresentato male Vieira, poi il suo inserimento è stato determinante in questione dell'autogol, qui sbaglia ancora Vieira, certo sulla partita pesa comunque il suo inserimento. Alla fine quello che sta decidendo il match e forse sta decidendo il campionato. Lancio di Montari, Zapata in netto vantaggio nei confronti di Ibrahimovic. L'Udinese non ci sta, ha giocato una buona gara, nel primo tempo avrebbe meritato anche qualcosa in più, adesso si trova sotto d'un gol. Avanza Felipe, si è ripreso, poco fa sembrava sul punto di chiedere il cambio e invece ha recuperato una buona efficienza atletica. Asamoah, pallone per Pasquale, più avanzato rispetto a Floro Flores, Quagliarella disturbato da Chivu, bravissimo ancora una volta in copertura il romeno, palla che si perde sul fondo. Tutti e due bravi, sia Corno che Chivu, proprio perché Quagliarella ancora una volta il più pericoloso. Ecco la posizione di Vieira, guardate, dovremmo bloccare però, vediamo. Regolare. Sì, regolare, perfetto, regolarissima. Era tenuto in gioco da Zapata. Perfetto il contributo dalla nostra regia. Questo è il volto comprensibilmente sconsolato di Maurizio Isla. Proprio il cileno quindi è andato a recuperare il pallone, lo fida a Felipe. D'Agostino. Prima dicevi Maurizio del pressi su D'Agostino, doveva farlo Stankovic, l'ha fatto pochissimo, e anche perché lui è molto bravo a fare le due fasi, il giocatore dell'Inter, però stasera meno del solito. Zanetti, Figo, accelera Figo, in due su di lui, Pasquale lo butta giù, calcio di punizione per l'Inter. 10 minuti più recupero alla termine, l'Inter in vantaggio per 1-0 a Udine. Sorride nonostante lo svantaggio di Natale, sorridono soprattutto i tifosi dell'Inter, 9 punti, sono tantissimi se l'Inter dovesse conservare il vantaggio, 8 giornate alla fine, anche pensando allo scontro diretto da giocare a Torino. Figo,
Viera, Cordova. Adesso l'Inter ha l'obiettivo di gestire il possesso palla, spezzare il ritmo all'Udinese. Figo, bravi Ibrahimovic a non finire in fuorigioco, si propone Stankovic. Figo, Ibra, si è liberato con una facilità di D'Agostino, scarica su Cambiasso, zona tiro Cambiasso, carica a sinistro, cerca l'1-2, Muntari, si inserisce Maxwell, lo vede Muntari, grande azione dell'Inter, Maxwell, cross basso, Cambiasso anticipato. Quando accelera e va sul fondo molto bene col scorrimento di palla molto veloce, crea i presupposti per i pericoli, bravo soprattutto Maxwell, la palla era tagliata forte sul primo palo e Ibra lo vedo meglio rispetto agli ultimi 20 minuti, e Ibra quello vero. Chiude Zanetti su Pasquale, pallone per Figo, ha avuto subito un buon impatto sulla partita Figo. Viera, Figo, Cordova, Zanetti, 9 minuti più recupero al termine, l'Inter in vantaggio. Muntari parte in posizione, il fuorigioco è questione di centimetri. Anche lì, se magari accelerava l'azione Viera, perché Muntari ha fatto un contromovimento proprio sulla linea del fuorigioco, rivediamo. Sì, guardate la linea del terreno, è di pochissimo oltre Zapata. Inler, 36,5, 8 minuti e mezzo più recupero separano l'Inter da una vittoria che avrebbe un valore straordinario nella corsa a scudetto, soprattutto per il pari nel pomeriggio della Juventus con il Chievo. Asamoah, pallone per Floro Flores, sbaglia l'appoggio, regala a Stankovic l'opportunità del contropiede. Ibrahimovic, Viera, pallone di ritorno per Ibrahimovic che allunga la toccata, in vantaggio Zapata che chiude con grande calma. Bravo, perché ha dato in copertura il compagno Felipe che lo applaude, perché la palla era invitante, l'aveva perso Felipe Ibrahimovic, attento lui Zapata. Hiller butta palla in fallo laterale, peraltro proprio Hiller adesso lascerà il posto l'Igeriano Bodo che sta per entrare in campo. Problemi per Floro Flores, tante interruzioni in questo secondo tempo, prepariamoci a un recupero robusto tra infortuni e cambi, direi non meno di 4 minuti. Il cambio fuori Hiller, dentro Bodo ancora non è l'Hiller di un anno fa. È vero, ha fatto una buona cosa nel primo tempo con un tiro da fuori. Bodo era uno che a 17 anni sembrava fosse destinato a una carriera straordinaria, lanciato giovanissimo nel Perugia da Cosmi, poi anche qualche infortunio, ma non è mai riuscito a fare il salto di qualità, anzi a un certo punto c'è stato un evidente passo all'indietro. Si è fatto male in questa occasione Floro Flores. Forse ha sentito tirare questo appoggio. Andrea Bordocampo, vorrei sapere da Andrea Paventi un po' le sensazioni di Mourinho. Questo è un gol che sposta con decisione l'equilibrio del campionato già dalla parte dell'Inter, ma insomma adesso più 9, anche lo scontro diretto potrebbe diventare quasi pleonastico. Andrea. Bene, come risultato evidentemente questo gol è davvero molto molto importante. Vedere risultare così Mourinho, bisogna ritornare al gol di Maicon a Siena, insomma è risultato tanto, è un gol pesante. 8 giornate dalla fine per una squadra che ha perso soltanto 2 partite in tutta la stagione, significherebbe doverne perdere 3 in 8 giornate, insomma 9 punti sono fondamentali, quasi decisivi. D'Agostino, 38 minuti e mezzo nella ripresa, attacca l'Udinese. Asamoah, punta Zanetti, bello il recupero di Viera che ha perso un po' di condizioni atletiche ma non certo l'intelligenza tattica. Lascia rimbalzare il pallone Pasquale, lo va ad attaccare Figo, all'indietro per Felipe, pallone morbido per Pasquale, prova a chiudere Stankovic, accelera Pasquale, a sostegno Asamoah, lo attacca Cambiasso, gli allunga il pallone, tocco di Viera, cerca Stankovic, il tackle di Stankovic, palla che scivola fuori, rimessa laterale a favore dell'Udinese. Asamoah molto bene il primo tempo, meno il secondo, è calato, e si è visto proprio per l'Udinese la capacità sua di essere molto bravo nell'inserimento, nell'andare a cercare di saltare l'uomo, e ha perso molto il centrocampo dell'Udinese. Fuori Floro Flores, dentro il nigeriano Odion Jude Igalo, 19 anni, attaccante, arrivato la scorsa estate dall'In Oslo assieme a Jo Ingeberget per 1.600.000 euro. La sua terza partita in Serie A, esordito il 30 novembre contro il Chievo qui alla Friuli. Zapata difende bene il pallone Quagliarella, a sinistra c'è Igalo, a destra rimane Pepe, Viera va a rubare palla a Quagliarella, un Bisali, Viera è entrato male in partita ma poi è diventato subito protagonista, qui commette fallo, calcio di punizione, intervento regolare danni Quagliarella, il 40esimo, 5 minuti più recupero alla termine, 5 minuti più recupero a disposizione l'Udinese, 5 minuti più recupero quanto separa l'Inter da una vittoria pesantissima.
Calcio di punizione per l'Udinese, sulla pallone c'è D'Agostino. L'Udinese arriva in massa nei pressi dell'area di rigore dell'Inter. Sono anche i due centrali, Felipe e Zapata. È pronto D'Agostino, palla sul secondo palo, quasi in porta. Ci ha dato una buona opportunità qui D'Agostino. Sì, perché Zapata va sul secondo palo, questa palla che deve essere forte però troppo alta, troppo lunga, infatti Toldo non ci arriva, non va neanche la lascia scorrere molto fuori. All'erancio Toldo, tirato di più in porta l'Udinese 11 volte contro 8 dell'Inter, ma l'Inter che ha trovato il gol del vantaggio con una clamorosa autorete di Isla. Di testa Stankovic, Felipe, D'Agostino, bella chiusura di Cambiasso, contrattacco dell'Inter, Montari, spazi stretti, Stankovic accelera, Stankovic prova il tiro, gran botta, palla non tantissimo sopra la traversa di Belardi, 2 palloni in campo, non si può. Era anche ostacolato da Obodo. Stankovic, la prima azione vera sua, perché in quel ruolo ha fatto sì pressi, ora prima su D'Agostino, però è arrivato poco al tiro, questa è l'unica possibilità. D'altronde lui è capace di questi inserimenti, anche di tiri nello specchio della porta, non la trova. Avanza Zapata, si fa sentire il pubblico di Udine, vuole l'ultimo sforzo della squadra di Marino. Grande equilibrio nel possesso palla, una decina di secondi separano le due squadre. Cambiato gli esterni, Igalo a destra e Pepe a sinistra, forse per accentrarsi, il giocatore è appunto il numero 7 dell'Udinese. Pasquale, il sinistro in area verso Quagliarella che cerca l'anticipo. Sempre inattuato sul primo palo, Chivo tra i migliori. Tra poco dovrei darmi l'uomo partita Sky, quarto angolo per l'Udinese, 3 battuti dall'Inter, 3 minuti per recupero alla fine. Calcia Pepe, palla tesa sotto porta, colpo di testa di Ibrahimovic, ancora calcio d'angolo. Ci sono tanti, è stata una partita tecnicamente con delle giocate validissime. Quinto angolo per l'Udinese, pronto D'Agostino. Il sinistro di D'Agostino, palla sotto porta, palla che resta lì, Toldo. Sì, non esce, rimane sulla linea della porta e poi se la ritrova lì perché una mischia era molto difficile anche in questo caso per Pepe. Figo. Eccolo qui, intervento di Toldo, torniamo in diretta perché sta attaccando l'Inter, palla in verticale per Figo e Ibrahimovic che erano in vantaggio nei confronti di Pasquale, poi evidentemente Ibra ha pensato che la prendesse Figo, il portoghese viceversa, si è inserito Pasquale, ha stoppato quella che poteva essere una grande opportunità per l'Inter. Riparte Asamoah, è troppo più veloce rispetto a Vieira, accelera Asamoah, adesso però lo prende Zanetti, allarga per Pepe, ancora una grande chiusura di Zanetti. Il giocatore Zanetti messo lì sulla fascia, ha tenuto molto bene anche su Pepe. Asamoah bravo nell'andare via e poi vedi si è disunito ancora una volta, ripeto, un secondo tempo non all'altezza del primo, è giovane anche questo, deve crescere anche come continuità. Pallone in verticale per Stankovic sul lancio di Zanetti, la chiusura da parte di Felipe e qui Stankovic, il tacco bravissimo a guadagnare calcio d'angolo, subisce l'ovazione, anzi ottiene l'ovazione dei suoi sostenitori che sono proprio da quella parte. Angolo per l'Inter, corner numero 4, guadagna secondi preziosi la squadra di Mourinho, 43 primi, 35 secondi nella ripresa, l'Inter in vantaggio per 1-0, a Udine decide l'autorete di Isla. L'Inter in questo momento è a più 9. Con chi ce l'ha Mourinho? Tra poco lo chiederemo ad Andrea Paventi. Dalla bandierina Figo. L'Inter porta soltanto 4 giocatori all'interno dell'area di rigore dell'Udinese, mantiene un atteggiamento prudente, calcia Figo, Ibra ha deviato un giocatore dell'Udinese, ancora angolo. Felipe ha staccato anche lui, più alto Ibra, ma ha fatto sì Felipe che non indirizzasse la palla nello specchio della porta. È stato Igalo a mettere in angolo, battuto corto il calcio d'angolo, il quinto per l'Inter. Figo, pallone teso sotto porta, colpo di testa di Stankovic, palla di poco fuori. Figo nel cross è incredibile, che proprio a girare con il piede che proprio vada sul secondo palo, stacca bene Stankovic, ma Obodo lo contrasta quel tanto che non può dare l'impatto giusto e di non trovare la porta. Il rilancio di Belardi, saranno 6 addirittura i minuti di recupero, adesso sono state tantissime le interruzioni. Si giocherà fino al 96esimo, perdeva la Montari, pressato, la rimessa laterale per l'Udinese, sta per scadere il 90esimo, ma si giocherà per altri 6 minuti. Zapata, Felipe, siamo entrati nella fase di recupero. Avete sentito il pubblico di Udine è rimasto abbastanza stupito da questo mega recupero. Pasquale, il sinistro deviato, palla che si impenna
ancora Pasquale e Zanetti. Chiesto il fallo di mano di Zanetti, l'intervento viene giudicato involontario. Cambiasso con calma imposta su Figo, però il portoghese a tenere il pallone in campo non era facile, viene attaccato, lo pressa a Samoa commettendo fallo. Anche Figo come impatto insieme a Vieira buono, Beh, Vieira è stato ammonito, ha avuto la possibilità del gol, Figo invece ha tenuto molto bene la palla, largo come voleva Mourinho, qualche dribbling, un buon cross prima su Stankovic, insomma. Montari, Stankovic, Cambiasso, sale Maxwell, Cambiasso, Stankovic, Montari fa Torello, l'Inter gestiscono i centrocampisti di Mourinho il possesso palla. Adesso Cordoba, Kivu, se n'è andato il primo dei 6 minuti di recupero. 5 minuti separano l'Inter da una vittoria che potrebbe essere decisiva. Cordoba sbaglia questa volta il lancio Cordoba, tra l'altro neanche pressato, uno dei pochi errori di una partita decisamente buona da parte di Cordoba. Ci sono 2 palloni in campo, non se n'è accorto Banti. L'apertura di Obodo, zona tiro, Isla, il cross deviato da Montani, ancora Isla, Igalo, il guizzo del nigeriano, 2 su di lui, scarica su Isla, può andare al cross, il destro in aria, stacca Pepe altissimo, poi Toldo. Sì, perché va su bene però non riesce, perché Zanetti lo ostacola a dare proprio forza con la testa, vedi, da fermo stacca, non è facile, e poi Toldo tranquillo. Palla nella zona di Pepe, prova ancora da sinistra l'Udinese, va in chiusura anche Vieira, c'è Zanetti su Pepe, accelera Pepe, a sostegno Pasquale, chiude Vieira con le mani a Samoa, sale Felipe, sono tutti nella metacampo dell'Udinese, davanti per l'Inter c'è solo Ibra, gli altri tutti dietro la linea del pallone. Isla, bella chiusura di Maxwell, Stankovic, gran ritorno sulla fascia sinistra di Maxwell, Figo difende bene il pallone, si è allargato Ibra, l'obiettivo è quello di gestire il possesso palla, guadagnare secondi preziosi. Adesso però attacca lo spazio Montari dall'altra parte, l'ha visto Ibra, il guizzo su Asamoah, Ibra cerca la soluzione personale, ne salta un secondo, ne salta un terzo, ancora Ibra, prova il tiro, palla fuori, ha sfiorato il gol, capolavoro. Beh, Ibra nell'ultima mezz'ora è tornato quello, dicevo prima, vero, e quindi dopo queste giocate, ripeto, non sono state grandissime performance dei giocatori, quindi questa aveva, insomma, vale quasi tutta la partita, è partito ne ha scartati 4 e il tiro con il sinistro a chiudere di poco fuori. Ed è stato lui a regalare l'assist a Vieira da quel nato l'autogol di Isla. Infatti come miglior uomo Sky mi sembrava di premiare anche un difensore come Trachivo e Cordoba, ma dopo questa giocata vedi Ibra ha fatto qualcosa, insomma, di più, e poi l'assist. Questo sarebbe stato un gol fantastico. Esatto. Da giocare poco meno di 3 minuti. Però ha fatto mezz'ora da Ibra. Calcio di punizione di Cordoba in verticale a cercare Ibrahimovic, si coordina Felipe per la chiusura, ha commesso fallo Ibra, calcio di punizione per l'Udinese, perplesso lo svedese, 2 minuti e mezzo ancora da giocare, l'Inter in vantaggio per 1-0 Udine, l'Inter a più 9 sulla Juventus, avanza Zapata, scambiato con Asamoah, ancora Zapata, cambia a sinistra, c'è Pepe, attacca lo spazio Pasquale, il controllo di Pepe, si accentra, Figo in copertura, c'è anche Vieira, palla dentro, il controllo da parte di Quagliarella, si gira Quagliarella, palla in area per Igalo, gira di testa, il pallone per Obodo, è chiuso Obodo, Montari non lo molla, le finte di Obodo, il cross dal fondo, Cordoba mette fuori, ancora Obodo, assedio dell'Udinese, le finte di Obodo, il cross con il destro, colpo di testa e palla fuori di un soffio, palla gol per l'Udinese. Era Obodo questo, prima mi sembra forse era il nigeriano, qui Obodo che arriva, il nigeriano Igalo che ha fatto un gran numero, arriva proprio e Obodo che con la testa e anche un po' di spalla, veramente azione perfetta, Toldo non ci può arrivare, di poco fuori. Beh, insomma, sempre da Quagliarella, perché ha fatto una grande partita anche Quagliarella per l'Udinese, che è lui che innesca l'azione proprio nel cambio di gioco, e poi Igalo fa un gran numero. Sull'asse Igalo Obodo, l'Udinese ha costruito una grande pallagol a 1 minuto e mezzo dalla fine, la tensione che comprensibilmente adesso sta un pochino aggredendo Mourinho. Ibra, un bel colpo di tacco per Cambiasso, poco più di 1 minuto alla fine, l'Inter in vantaggio per 1-0, poco fa l'Udinese, è andata vicina alla pari. Cambiasso, Ibrahimovic, la sensazione che gli equilibri del campionato si stiano spostando in questo secondo tempo, cantano i tifosi dell'Inter.
Stankovic all'indietro, il pallone per Toldo. Siamo nell'ultimo minuto di partita e l'Inter sta vincendo a Udine dopo che nel pomeriggio la Juve ha pareggiato con il Chievo. Figo, l'apertura per l'inserimento di Zanetti che prova a sfondare a destra, lo chiude Pasquale, pallone recuperato da Pasquale, una quarantina di secondi alla fine. Zanetti va a pressare alto Pasquale, la palla resta lì, l'ha toccata con la mano Zanetti, forse involontariamente. Al cronometro in mano Mourinho, al rilancio Belardi, è l'ultima azione della partita, 30 secondi alla fine, 30 secondi separano l'Inter dal +9 sulla Juve, 8 giornate dalla fine. Vierà il fallo laterale, il cronometro dice 50 e 40. La rimessa laterale a favore dell'Udinese, pallone per Pepe, poco più di 10 secondi alla fine dell'ultima azione. Arriva Isla, l'autore dell'autogol, che sta regalando la vittoria all'Inter. Si corre in Isla per il cross, il pallone in mezzo, è Chivu che mette fuori, poi Montari che va ad attaccare. Il pallone è recuperato da D'Agostino, se n'è andato il sesto minuto del recupero. Game over al Friuli, l'Inter vince 1-0, a +9 sulla Juve. Super spot.